Buongiorno, buongiorno. Queste parole va pensiero, perché vorrei capire dove va il pensiero dei miei ospiti che ho questa mattina. Abbiamo in presenza Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, primo mandato civica. Buongiorno sindaco, grazie di essere qua. Buongiorno Mirella, buongiorno a voi tutti. A Sveglia Veneti. Abbiamo collegato da Vicenza Andrea Gregori, segretario sindacato delle professioni infermieristiche. Buongiorno, buongiorno Gregori, grazie anche lei di essere qui con noi. Chissà il suo pensiero questa mattina dov'è Gregori? Chissà dov'è il suo pensiero. Allora, vediamo dove è orientato. Allora partiamo subito col sindaco. Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Grazie, grazie. Partiamo subito col sindaco Cristiano Mosole per capire invece, perché in questo momento è un momento molto particolare, specialmente per voi sindaci che avete la patata in mano, ve l'hanno lasciata tutta bollentissima con la buccia e dovete spellarla per trovare cosa c'è di farinoso nella patata da dar da mangiare a quelli che tutti i giorni bussano alle porte. Sindaco, ho bisogno della bolletta, sindaco, ho bisogno di un lavoro, sindaco, ho bisogno di pulizia, sindaco, a scuola cascatocchi, sindaco, sindaco, sindaco. E il sindaco il suo pensiero prima volta, adesso cosa che rispondo? Che non voglio neanche più occhi da pianza. Prego sindaco. Soprattutto questa settimana qua, che è la settimana di inizio dell'anno scolastico, chiaramente ha comportato tutta la concentrazione delle attenzioni per far sì che gli edifici fossero a posto, e comunque sfugge sempre qualcosa perché dopo giustamente manca o c'è un po' di erba che è sfuggita piuttosto che... E quindi cerchi di barcamenarti, come si suol dire, al di là delle risorse economiche, anche con le risorse umane che ci sono disponibili per dare una mano. Dopo è vero che avviata la scuola, insomma, bene o male dopo la cosa va, e tutto il resto, quindi l'attenzione rivolta al tessuto sociale del territorio, quella invece è 365 giorni all'anno di fatto, a seconda di qual è la situazione, e là facciamo del nostro meglio. Per Breda fortunatamente abbiamo un reparto sociale ben strutturato, perché abbiamo già raggiunto quello che sarebbe l'obiettivo ministeriale di avere un assistente sociale ogni 4.000 abitanti, quindi noi siamo 7.800, ne abbiamo già 2, più la parte amministrativa, e insomma possiamo dire che siamo sul pezzo. Sindaco, poi vorrei sentire anche Andrea Gregori, numeri che stridono rispetto ai numeri che ci vorrebbero, perché 7.002 è come quel medico di famiglia, 4.000 pazienti, lui solo, cioè come fa? Visitare, fare ricette, darli a trovare, ascoltarli, cioè capisce che c'è qualcosa che non torna. Eravamo un paese, veramente anche l'Italia, eravamo la seconda o la terza, anche quarta, conforme dove, potenza mondiale. Avevamo tutto che funzionava, avevamo preti, suore, medici, professori, infermieri. Siamo rimasti senza niente, non c'è più niente. È un paese malato, questo lo dico io, ma dal sistema, non dai cittadini e dagli italiani, perché loro hanno sempre fatto il proprio dovere. La maggioranza, perché non possiamo fare un minestrone, ha sempre cercato di dare, di fare. Hanno veramente, direi, lucrato sul buonsenso, sulla responsabilità, sulla buona fede dei loro cittadini e rappresentanti. Cosa dice Gregori? Ma guardi, io le dico che è una crisi di sistema e che purtroppo si riverserà sui cittadini anche negli anni futuri. Le do solo un dato: la professione infermieristica ha lasciato vuota quest'anno il 26% dei posti in università, quindi i ragazzi non fanno più quel lavoro lì. Siamo già in pochi e quindi la prospettiva dei laureati fra 3 anni saranno ancora meno. E qui è mancata tutta la programmazione, noi lo diciamo da tantissimo tempo. Non ci piace aver avuto ragione, ci dispiace non essere stati ascoltati più che altro, nel senso che era una crisi prevedibile, ma una politica che vive il giorno per giorno e non programma il futuro ci porterà a questo. Gregori, una cosa che volevo capire e vediamo di
Lei ha detto una cosa molto importante. Noi l'avevamo detto in tempi anche non sospetti, però non ci hanno ascoltato. Ma perché non si ascoltano le persone, gli operatori che sanno qual è il problema, che cercano di dire guarda che forse dovremmo fare in questa maniera? Perché è il discorso che dicevo prima del buonsenso. Di capire che forse quell'operatore, quell'educatore, quel professionista che ti sta parlando, che hai di fronte, forse ha le idee più chiare perché è arrivato a quel posto, perché ha deciso di fare questo e sa di cosa parla ed è competente, e magari di fronte a quel politico che magari non è competente ma è piovuto dall'alto su questa poltrona che delle volte non sa neanche se è seduto o se è in piedi. Infatti io qualche volta, lo dico io Gregori e anche al sindaco, non lo dite voi, io dico ma questo qua chi è che lo ha mandato? Cioè, da dove cioè, questo, ma capisce di quello che sta parlando o sta pensando a qualcos'altro? Tanto è vero che a un dirigente ho detto: gentile signora, sono 10 minuti che parlo e lei continua a girarsi i capelli, forse deve andare dal parrucchiere, perciò la saluto e me ne vado. E sono uscita perché non è possibile, perché tu ti accorgi che non ti ascoltano, che ti lasciano parlare, ma il loro pensiero chissà dov'è, cosa pensa. Non può funzionare così, Gregori, l'ha detto bene, perché poi siamo arrivati a questo punto ed è un punto di non ritorno se non fanno qualcosa immediatamente, è un punto di non ritorno. Prego, Sindaco, come commenta le parole di Gregori e quello che ho detto io? Mi accodo aggiungendo che questa crisi di sistema riguarda tutto il comparto pubblico. Io ne parlo da sindaco, vedo le difficoltà che abbiamo anche noi di trovare persone che abbiano voglia di lavorare nell'ente locale, nel comune. Noi abbiamo fortunatamente chiuso 2 graduatorie per l'ufficio tecnico, però anni fa, quando c'era un concorso pubblico, c'era la coda di persone che si iscrivevano e che partecipavano. Bene, a entrambi i concorsi, uno per figura di responsabilità, iscritti in 10, si sono presentati in 2. In 2. Fortunatamente tutti e 2 hanno passato e quindi uno siamo riusciti ad assumerlo. Un concorso precedente era andato deserto. Però, mi scusi Sindaco, ma non è che forse dobbiamo fare più formazione? Perché io ieri ho sentito e ho letto anche le interviste a questi ragazzi, e qua invito anche Gregori poi a rispondere. Gli hanno chiesto come funziona la scuola. Ecco, vorremmo insegnanti più sensibili, vorremmo avere di più il dopo scuola. Pensate, io lo dico da anni, perché capivo, forse parlo un po' di più con loro, li lascio parlare invece di parlare io. E loro hanno detto questo: vogliamo fare più formazione, vogliamo fare una cosa diversa anche nel dopo scuola, perché le ore che abbiamo sono troppo poche per quello che vorremmo fare noi. Ma perché non li ascoltiamo? Gregori, perché questo hanno dichiarato, non hanno detto voglio una scuola chissà con la massima tecnologia, no, vogliamo essere più ascoltati, vogliamo un rapporto più diretto con gli insegnanti, vogliamo un dopo scuola. Guardate che sono risposte importanti, o sbaglio, Gregori? Importantissime, ma io partirei da un concetto che è quello del pregiudizio di chi ascolta. Allora, quando noi parliamo con la politica, l'ascolto è malato di un pregiudizio, come noi parlassimo per interessi personali. E invece mi permetto di dire che una visione ce l'abbiamo, e quando parliamo non nascondiamo nessun interesse se non quello della collettività. Probabilmente il giudizio malato sul fatto che noi parliamo per interessi deriva proprio dal fatto che invece è la politica che parla per i propri interessi. Chiarissimo, bravissimo, sintetico e chiaro. Abbiamo Rinaldo da Venezia, eccolo qua, il numero 1. Vai Rinaldo, sì, breve. Ciao, per Mirella. Cortesia, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo già abbiamo ancora da capire che per gli altri italiani è il problema più grosso è quello da quando che nasce il PISEI, da chi sa aiutare mamme a farli crescere, perché la gelata nera che fiori non ne abbiamo più. Bisogna aiutare i fiori giovani, insegnargli normalmente un figlio e cresce e fa una malafede, fa la via di fiori, ma ce ne tanti che si sa, la studia, bisogna che abbiano una bella informazione su quello che può essere la vita
giustamente i patronati che non vede più, una volta mai al patronato perché ti dava anche il tocchettino di pane e a merendata, e ora bisogna far crescere i fiori, e il nostro futuro deve puntare tutto sui fiori, perché sarà quelli che ne paga la pensione, che porta avanti la nazione e tutto quanto. Non volevo capirlo, ma allora queste consegne bisogna darle a chi che devono farli, i politici, non sembra quelli che lei a Roma, quei problemi qua neanche mi conosce Mirella, mi sei corrente, perché per risolvere quei sindaci, sei corrente con tutti i problemi e con tutte le casualità che può essere su un paese, le persone, e ti puoi dargli una mano quando cresce, ma così. E la politica bisogna che i problemi, quelli che sembrano più piccoli, e quelli che ne serve di più, perché bisogna che gli insegniamo i fiori, l'educazione, gli impareremo a lavorare, come deve sempre stare. E ora andrà bene il paese, se no purtroppo potremmo dire mea colpa, perché come ti dici una volta, di avere il patronato e a scuola ti potevi andare a giocare al ballone, quello che ti volevi. Adesso una famiglia che ha 2 o 3 fiori. Taglia, Rinaldo, taglia. Cosa che costa? Ciao Rinaldo, grazie, se no non ce la facciamo, devo andare anche in pubblicità, non è cattiveria, ma fate come Gregory, il sindaco Mose, sintetici, che tanto le riflessioni si capiscono benissimo. Allora, sindaco, è quello che ha detto sia Rinaldo che anche Gregory, fa molto riflettere, specialmente voi sindaci, che avete cercato di fare squadra, di dare delle risposte immediate, perché dovete dare delle risposte immediate, non è che potete aspettare chissà quando a dare risposte, perché il territorio chiede, vuole, bussa, però non è semplice, non è facile neppure per voi. Però giustamente la politica deve intervenire, perché là si muove, inutile che diciamo la politica no, ma sta facendo un minestrone anche col sociale, che è una cosa pazzesca. Abbiamo sentito che sono stati cancellati gli alpini da Rums, perché non possono far parte loro che hanno sempre fatto volontariato. C'era il presidente che avevo qua, e indignato, ha detto ma come sta roba, adesso dobbiamo fare il ricorso. Cioè gli alpini che sono l'unica realtà dove veramente vedi le famiglie, vedi la partecipazione, capisce che la gente a casa poi fa fatica e dice, perché poi non è la politica, è il burocrate che sbaglia, che cancella i professori di ruolo, perciò ci troviamo all'inizio delle scuole che non ci sono i professori di ruolo perché hanno sbagliato. Ma si può, prego sindaco. No, non si può e non si dovrebbe, è questo. Diciamo che in Italia manca anche qui, non in generale, non per tutti, però per più di qualcuno, e magari sono quelli che anche contano un po' di più, manca un po' di senso di responsabilità. E poi, quando parliamo di burocrazia, non dico nei comuni come i nostri, perché qua veramente si vede l'impegno di tantissimi, di tutti, ma ad alti livelli poi diciamo che se uno sbaglia, pazienza, ha commesso un errore, lo ha riversato sugli altri, che si arrangino gli altri. Noi queste cose le subiamo, non dico quotidianamente, ma quasi, e dopo vediamo che le subiscono anche gli altri. Questo non va bene. La riflessione che faceva il nostro gentile telespettatore è corretta. Io ho sempre sostenuto che sarebbe giusto che a certi livelli, a Roma in particolare, andasse chi almeno ha fatto un'esperienza, se non da sindaco, da assessore, almeno 5 anni sul fronte, come dico io. E allora il rapporto col territorio lo hai costruito, lo hai capito, e poi vai a portarlo dove poi devi legiferare, perché noi potessimo noi fare le leggi o le regole, credo che qualcosa non dico che siamo perfetti, ci mancherebbe, che sbagliamo anche noi sindaci, ci mancherebbe altro, però io conosco colleghi che sono veramente bravi e preparati. Io ho tanto da imparare ancora, perché sono qua da appena un anno. Potrebbero fare veramente la differenza loro nei posti giusti, però vediamo poi come vanno le cose quando si tratta di nominare i candidati per le varie elezioni, come funziona, no? Quindi finché non cambia questo sarà complicato. Gregory, cosa aggiunge e come commenta? Guardi, toccate un tema spinoso, che è quello della selezione della classe dirigente. Allora, la selezione della classe dirigente oggi in Italia, in Veneto, ovunque, è per appartenenza. L'appartenenza vale più della competenza, e questo è il grande problema. Questo è un grandissimo problema, perché poi, come diceva il sindaco, tanto gli errori li riversiamo sulla gente.
E questo è quello che non si deve più fare in una politica che deve guardare ai profili di competenza e non più all'appartenenza. Molto chiaro, Gregory. Abbiamo Wanda da Marghera. Ciao Wanda. Ciao carissima, sentimi, mio marito che è ammalato da diversi anni, ha incominciato con il Parkinson, poi è divenuto la fibrillazione atriale, è stato operato alle gambe, insomma, per farla breve adesso è allettato da tanti mesi, non cammina più, prima almeno lo sollevavamo in carrozzina e adesso ultimamente è stato all'ospedale con una polmonite. Ha preso il Covid dentro in ospedale, non siamo più potuti andarlo a trovare, dopo è tornato a casa, aveva anche altri 2 germi, uno sulle urine e uno sulle feci, è arrivato a casa venerdì, domenica notte abbiamo dovuto ricoverarlo un'altra volta, perché si soffocava, non stava bene. Sto parlando con qualcuno, scusi? Sì, ti stiamo ascoltando in silenzio, attenti. Ecco. Ho Io 2 lo sto ascoltando figlie. bene. Prego, Una Wanda. delle figlie, poveretta, tutte le sere lascia la famiglia per venire a dormire qui da me, perché io a febbraio entro nei 90 anni, quindi non sono una ragazzina. E per curare quest'uomo da sola non riesco. E le mie figlie hanno chiesto all'ospedale se facevano domanda per poterlo mettere in qualche istituto. E in istituto non c'è neanche un posto e bisogna stare in fila chissà quanto. Lui ha 89 anni, quanto tempo deve aspettare? Perché oltretutto ha troppi malanni. Anche ieri sono andata a trovarlo all'ospedale, maschera di ossigeno, mani legate sul letto perché se si tocca sporca le lenzuola. E io come devo fare per trovare? Ho detto perlomeno cercate un posto 2 o 3 mesi a lunga degenza. Grazie Wanda, molto chiara Wanda, ti ringrazio della telefonata. Questi sono i problemi che hanno le nostre famiglie, i nostri anziani. Avete sentito l'età che ha detto Wanda, 90, 89, ma soprattutto ecco il servizio alle persone. Noi facciamo, come dice Wanda, forse abbiamo imparato a farci i vestiti di cemento, ormai capotti di cemento e basta, senza sapere che dentro quel cemento ci sono delle persone che hanno bisogno di servizi. Allora, prima di fare il cappotto di cemento sarebbe stato utile fare il servizio alla persona che ha difficoltà e bisogno, come ha spiegato molto bene Wanda. E non possiamo lasciare queste persone, queste creature sole, non possiamo. Sindaco, voi dovete, quando vi riunite con l'Unione dei Sindaci, cercare che noi non abbiamo solo bisogno di hotel a 5 stelle, di appartamenti di lusso, noi abbiamo bisogno anche di questo, di strutture che accolgono queste persone, magari a breve, a medio o a lungo termine, conforme alla situazione, di dare respiro e dignità a queste persone. Ma che me ne faccio del cappotto bello all'esterno della mia casa se non ho l'ascensore per scendere, se non ho nessuno che mi viene a trovare? Prego, Sindaco. Mancano strutture di questo tipo, mancano, e devo dire che poi anche alle volontà dei sindaci non fanno seguito gli aiuti e i sostegni degli altri livelli, perché non nascondo che noi abbiamo condiviso con chi mi precedeva, con la precedente amministrazione, un progetto di riqualificazione del distretto sociosanitario che abbiamo, con un ampliamento che prevede all'interno del distretto 10 piccoli appartamenti per eventuali situazioni di questo tipo. Lei ha già messo la goccia? Sì. Cioè la goccia lei l'ha messa, il problema è che non mette la goccia? No, a parte questo, il problema è che in questo momento qua o contiamo su risorse nostre, dell'ente locale, o se no. Però scusi, allora... noi abbiamo, no ma ascolta Sindaco, noi abbiamo fior di imprenditori, anche qua sì, nel nostro territorio. Sì. Ce ne sono di bravissimi, perché certo, dobbiamo dire che ce ne sono che anche perché poi possono detrarre queste donazioni che fanno, perché diciamola tutta, che è così, funziona così, perciò pagano anche meno tasse.
Ma perché non li coinvolgiamo in maniera forte, quelli che veramente ancora non sentono? Ma questo è il passaggio che faremo. Il mio ragionamento però è: rimaniamo intanto sulla sfera del pubblico. Se veramente crediamo che queste strutture servano, è il pubblico prima di tutti che deve muoversi. Ma pubblico non significa il piccolo comune e basta. Dire bravo, pacca sulla spalla, 360 vai. gradi. Esatto. Dopodiché certamente andiamo a coinvolgere anche il privato, perché sono sicuro che all'interno di un progetto ben più ampio certamente il privato può dire ci sto anch'io e insieme andiamo avanti. Però se si è già come pubblico da soli può essere complicato. Comunque noi non molliamo, però è per dire le difficoltà che si trovano, consapevoli delle necessità che ci sono, e sono convinto che comunque quei eventuali piccoli 10 appartamenti sono comunque pochi. Non importa. Però sono una piccolissima goccia. Qualcun altro ne farà altri 10, chi ha la possibilità ne farà 20 e cerchiamo insieme di darci una mano. Per lei è normale sentire una parte, perché non so tutti, io dico una parte di imprenditori che dicono fateci pagare più tasse. Cioè l'hanno dichiarato, fateci pagare più tasse. Loro l'hanno dichiarato. Sì. Gregori, come commenta, poi andiamo in pubblicità. Allora, le dico una cosa, la signora ha fatto un'analisi di quella che è la mancata presa in carico delle fragilità. Sostanzialmente di questo ha parlato questa signora e di una rete di sistema che non regge. Per quello che diceva il sindaco, l'integrazione fra pubblico e privato, io la trovo una soluzione assolutamente percorribile, ma con l'attenzione perché, come diceva lei Mirella, ci sono tanti bravi imprenditori, tante persone per bene, ma in mezzo a loro bisogna anche distinguere, a volte ci sono dei prenditori e quindi dobbiamo stare attenti, certo, che non ci sia qualcuno che non ci sia qualcuno che il pubblico se lo vuole mangiare. E qua andiamo, Gregori, aggiungiamo e qua mettiamo dentro l'attività privata. Ce la mettiamo tutta. Allora, Gregori, perché è troppo importante questo discorso, stanno facendo anche i pronto soccorsi all'interno di queste strutture private, ma per avere il pronto soccorso vuol dire che tu hai anche la disponibilità di figure che non sono solo medici, anche di infermieri all'interno di questi pronti soccorsi, perché sennò come fai a reggere e come fai a crescere così in maniera esplosiva su un territorio dove il pubblico è in condizioni pietose e mentre il privato sta veramente fiorendo incredibilmente. Però la grande operazione non la vai a fare nel privato. Quando stai veramente male vai nel pubblico. Vai nel pubblico a farti l'operazione che è in ginocchio, che non ce la fa. Prego, Gregori. È la solita politica che dice sostanzialmente che il pubblico deve mangiarsi l'osso e qualcun altro si mangia la polpa. È chiaro, voglio dire, gli interventi costosi ad altissima complessità rimangono negli ospedali, poi tutto quello che invece fa business va da un'altra parte. Ed è questo che non va bene quando parliamo di integrazione pubblico-privato. L'integrazione pubblico-privato deve essere un rapporto paritetico tra il privato e il pubblico, non dove il privato fa ciò che gli conviene e al pubblico resta da fare quello che gli altri non vogliono fare. E qua il confine, voglio dire, è molto sottile e difficile poi da sostenere. Allora, intanto volevo, visto che ha chiamato Wanda da Marghera, poi andiamo in pubblicità, volevo dire anche ad Antonino, che ha chiamato ieri sempre da Marghera, anche lui in una situazione difficile, anche lui diversamente agile, poveretto, con una situazione precaria, che penso che qualcuno l'abbia informato, perché come ho terminato la trasmissione ho chiamato di dovere, come farò anche per Wanda, ma insomma io devo muovermi, a parte che lo faccio volentieri. Ma cari politici, devono chiamare Sveglia Veneti per avere la soluzione che poi in qualche modo si trova? Per carità, non ho la bacchetta magica, ma qualcosa riesco a fare, perché so il numero giusto. Volete dare questi numeri giusti anche ai vostri cittadini, per cortesia? Pubblicità.
E siamo in presenza con Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, collegato da Vicenza Andrea Gregori, segretario del sindacato delle professioni infermieristiche. Abbiamo Paola da Riviera sul Brenta. Ciao Paola. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire una cosa, era un po' che volevo chiamare, ho chiamato anche quando eravate in ferie. Vai, vai. Ecco, niente, volevo dire una cosa, ho fatto una visita perché non ci vedevo proprio bene, non ci vedo benissimo, mi hanno trovato una catarata. Allora, sai quando devo andarmi, penso una visita per farmi l'operazione? Prova a dire. Fra un anno? Di più. 13 mesi. A ottobre 2024. La visita l'ho fatta a agosto. Bene. Questo vuol dire, io ho chiamato Piove di Sacco, no, pensa, ho chiamato Piove di Sacco e mi hanno passato Sant'Antonio di Padova. A Sant'Antonio di Padova, perché sono un po' collegati, no? E mi hanno detto che forse gli è scivolata dalla bocca, che stanno facendo dei tagli a Piove di Sacco. Non lo so. Bene. E allora cosa vuol dire? Dare sul privato? Scusa, Scusa, cioè, che cosa devo fare? Bene? Ecco. Comunque, un'altra cosa ti devo dire. Io ho un figlio unico, ha 26 anni. Sai cosa gli dico? Giovanni, prendi tutto e parti e vai all'estero. Io di questo paese ne ho proprio le scatole piene. Una che ha lavorato, no di più, tanto, bene, e io gli dico a mio figlio di partire, perché dove pescano sti politici che, guarda, io guardo varie trasmissioni, sono tutti presidenti adesso, tutti onorevoli, ma scusa, Allora, o si fa furbo, mio figlio fa politica e mangia anche lui dappertutto, oppure va all'estero. Meglio, peggio, non lo so. Italia, basta. Grazie, grazie Paola, devo correre molto chiara la tua telefonata, una telefonata sì. di una mamma e di una donna che ha lavorato sodo e guardate come dice Paola in che condizione mi ritrovo anche per una semplice visita, non sarà neanche urgentissima, ma devo fare questa visita, non è possibile 13 mesi. Allora Gregori come commenta? Nel senso che anch'io ho 3 figli, qualcuno ha già lavorato all'estero e posso dire anche che però la nostra rassegnazione da un certo punto di vista di genitori non la possiamo, come dire, scaricare sui figli. Dobbiamo dare ai figli una speranza anche nelle nostre città, anche nei nostri paesi, altrimenti perdiamo la voglia di combattere per qualcosa di giusto. E questo i figli lo devono anche imparare, perché noi siamo figli di gente che ha combattuto per la libertà e quindi è giusto che anche noi contribuiamo a lottare nel nostro piccolo quotidiano per una piccola fetta di libertà. Se ci rassegniamo agli interessi personali, certo, allora conviene andare all'estero, conviene fare esperienze diverse, conviene, come dire, vedere qual è cosa che sia più conveniente, ma a volte bisogna fare anche le cose giuste, non solo quelle che ci sono convenienti. E quindi auguro alla figlio della signora di restare in questo paese e di combattere per un ideale, perché io ho 54 anni, io un ideale ci credo ancora e se sono qui oggi in trasmissione è per dire determinate cose anche in favore di chi un ideale l'ha perso. Allora adesso vi porto a Belluno, andiamo a vedere questo servizio infermieri di famiglia.
Una chicca in Veneto, una delle pochissime esperienze avviate per affrontare di petto il tema della prossimità inserita all'interno del noto decreto ministeriale dello scorso anno per lo sviluppo dell'assistenza territoriale. In provincia l'Ulse Dolomiti non ha perso tempo. Il quadro socio-epidemiologico riferisce che un residente su 4 ha più di 65 anni e in questa fascia di età 1 su 15 presenta una condizione di non autosufficienza, mentre la metà degli anziani bellunesi vive in solitudine. In questo contesto, avviare subito il progetto dell'infermiere di comunità è stato un imperativo sin dallo scorso ottobre. L'area feltrina, quella eletta per le prove generali. La fetta che è stata riempita con questa sperimentazione è quella delle persone con condizioni di cronicità o di fragilità che non erano così facilmente raggiunte. L'obiettivo è proprio quello di essere il più inclusivi possibile e di raggiungere tutti coloro che hanno bisogno. 143 le persone prese in carico nel Basso Feltrino, 133 fra Fonzaso, Lamon, Sovramonte e Arsiè, 85 nel comune di Borgo Valbelluna. L'età media 83 anni. I principali problemi rilevati vanno dal rischio cadute, mobilità, polifarmacologia, perdita della memoria, solitudine. Le persone che vengono assistite a casa sono, tra virgolette, molto contente, si sentono seguite, si vedono i loro bisogni ascoltati e vedono che le persone, gli infermieri, i servizi territoriali si prendono in carico delle loro necessità. Una figura fondamentale quella dell'infermiere di famiglia che agevola anche la comunicazione tra l'assistito e i servizi sociali territoriali. Al momento è presto per parlare di indicatori di esito. Per ora si sta testando la tenuta del modello assistenziale che a breve sarà sperimentato anche a Sedico e che in futuro la direzione dell'azienda sanitaria vorrebbe estendere a tutta la provincia. Quindi c'è necessità di cure di prossimità. Il progetto che si è sviluppato in questo territorio è assolutamente all'avanguardia, va in questa direzione. Certo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, nel senso che accanto ai professionisti infermieri che abbiamo messo in campo, abbiamo bisogno della presenza forte, continua e costante della medicina generale, della pediatria di libera scelta, delle assistenti sociali dei comuni e così via, in maniera da far percepire alla popolazione, alla persona, che c'è una squadra di persone attenta a quelli che sono i bisogni sanitari e sociosanitari della stessa. Allora, Sindaco, io vorrei proprio, e dopo sentiamo anche Andrea Gregori. Allora, i servizi sociali sono anche all'interno degli ospedali, ci sono i servizi sociali. Quando una persona viene dimessa dall'ospedale, diversamente giovane come li chiamo io, con patologie che deve essere seguita, ci dovrebbe essere un'unione tra servizio sociale ospedaliero e servizio sociale dei comuni residenti, in maniera che questa persona nel momento che arriva a casa non è sola e l'assistente sociale sa di quello che ha bisogno e cosa si può fare, naturalmente aiutata dal mondo del volontariato. Così funziona, non della politica, dal mondo del volontariato, per arrivare a dare quei servizi che la persona ha bisogno. Ma non funziona così. Tanto è vero che noi troviamo morti a casa diversamente giovani, perché ha un caratteraccio, perché non lo conoscevamo, perché non era conosciuto. Ma come? Tu devi sapere chi vive nel tuo territorio. Fai un censimento, guarda le esigenze che hai nel tuo territorio e poi decidi come muoverti, perché l'unione dei sindaci fa anche questo, o sbaglio? Sì, ma è così, solo che è a parti invertite, nel senso che siamo noi sul territorio che proprio conosciamo e chiediamo aiuto a vario titolo a seconda delle patologie, a seconda delle fragilità, a seconda delle difficoltà. Però questa dovrebbe essere una catena che gira ben oliata. La catena di Sant'Antonio che non ti sa come che va a finire, una catena che poi arrivi all'anello finale. Esatto, spesso e volentieri non arriva. Noi a Breda ci siamo mossi un po' in autonomia sulla scorta di un progetto che è stato fatto come ULSE, come conferenza dei sindaci, che è il Nastro d'Argento, quindi una mappatura. Noi abbiamo scelto di andare oltre e da mettere in piedi questo progetto che avevamo di attenzione, mescolando quella che è l'attività dell'assistenza sociale, l'assistenza domiciliare e fortunatamente a Breda posso leccarmi le dita per le disponibilità delle persone che mettono il loro tempo, che è il volontariato. Che è il volontariato a vario titolo, in questo caso che stanno in contatto con gli anziani o comunque con le persone fragili e
insieme all'assistenza sociale vanno anche a far loro visita, chiaramente il suo appuntamento, chiaramente a seconda della disponibilità. Ma capisci, sindaco, che io non devo essere fortunata a vivere a Breda, avere il sindaco Mosole con questo progetto. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, Senza dopo dubbio. una vita di lavoro, dopo che sono una persona per bene che ho sempre cercato di aiutare. Tanto è vero che il servizio non finiva solo dicendo che c'è anche la parola comunità. Comunità oltre il sociale, o sbaglio? Cosa dice Gregory dopo che abbiamo visto questo servizio e cosa ne pensa? Beh, allora, un progetto, allora io arrivo da 7 anni di assistenza domiciliare, quindi conosco questa realtà molto bene, è un progetto valido, quello che mi preoccupa è quello che ci siamo detti all'inizio, cioè non avremo sufficienti professionisti per svolgere questo tipo di servizio. E questo è il problema vero, cioè stiamo costruendo delle strutture, delle architetture anche, voglio dire, assistenziali di primissimo livello, perché sono di primissimo livello nella presa in carico delle fragilità, ma io vedo un futuro non roseo della progettazione perché, come dire, poi mancherà chi la mette in pratica questa progettazione purtroppo, perché questa è la strada in cui stiamo andando, cioè a noi manca che ci sia una politica che faccia crescere, come dire, una schiera di professionisti che poi possano occuparsi di un progetto sicuramente bello e dignitoso, però le aspettative bisogna stare attenti che non vengano bruciate poi dal fatto che un giorno arriviamo e diciamo questo servizio non siamo in grado di sostenerlo. Ma perché non siamo in grado di sostenerlo e non si avvicinano a queste professionalità? Andiamo a vedere e a sentire. Vi porto a Venezia, infermieri, OS, stipendi bassi. Andiamo a sentire? Abbiamo fatto un'analisi e ci siamo resi conto che un OS prende in media 1.100 euro al mese se è un tempo pieno nel privato che possono essere cooperative, case di riposo, mentre se andiamo nel pubblico già lo stipendio sale un pochino, ma parliamo di 1.250, mentre se parliamo di un infermiere partiamo dai 1.250 nel privato per arrivare circa ai 1.600 euro nel pubblico. Alla luce di questi numeri la CISL lancia l'allarme. Se non si adegueranno gli stipendi di infermieri e OS, il rischio è che sempre più dipendenti lascino il pubblico per il privato in una situazione in cui c'è già carenza, senza contare i pensionamenti. Nei primi mesi del 2021, quando il fenomeno delle uscite per andare a fare la libera professione si è accentuato molto, solo dalla rianimazione di Mestre se ne sono andati via 5 infermieri di quelli anziani non tanto di età, ma anziani nel senso persone con un grosso carico di esperienza professionale, quindi colonne portanti in qualche maniera. Chiaro che questo fenomeno mette in crisi le unità operative. Confrontate con il reddito medio di altri paesi europei, le differenze sono notevoli. Un infermiere italiano del pubblico si attesta sui 28.000 euro lordi annui, mentre in Lussemburgo, ad esempio, si parla di una media di 82.000, in Germania di 54.154, mentre in Francia di 39.787 euro. Una volta avevamo gli infermieri rumeni che venivano a lavorare qui da noi perché prendevano più soldi, adesso hanno cambiato rotta e vanno in Germania. E se non viene fatto un investimento, fra un po' il problema diventerà di tutti, perché negli ospedali e nell'RSA non ci sarà più nessuno che potrà assistere i nostri anziani, piuttosto noi quando staremo male. E siamo in linea con Antonio da Vicenza. Vai Antonio, ciao! Sì, ciao, complimenti per la trasmissione. Io ho 67 anni, sono in pensione, sono un ex operatore sociosanitario dell'UIS 7. Niente, volevo portare la mia testimonianza perché a fine 2020 sono stato ricoverato, sono stato uno dei primi che ha preso il Covid brutto, sono stato ricoverato in ospedale, fortunatamente lavorando dentro in ospedale, io ho lavorato a Sant'Orso e conoscevo le dinamiche, conoscevo tutto quello che doveva venire fatto perché ho lavorato in pronto soccorso, lungodegenza, psichiatria eccetera.
e le cose che ho visto che sono state fatte su di me e su altri pazienti ci sarebbe da aprire una parentesi quelle grandi. Tornando al discorso che facevate con il sindaco sull'assistenza a domicilio, io quando sono stato dimesso dopo 27 giorni ho tenuto il casco a 80 litri al minuto, una cosa pazzesca, finché non ho trovato un medico che ha detto ma cosa aspettate a toglierlo. Avevo perso 27 kg, sono arrivato a casa e per tenerla corta in un anno ho speso 1.828 euro di visite private. Non sono mai stato chiamato dall'UIS per fare un controllo, una RX o qualcosa, e nemmeno gli assistenti sociali del comune, non ho mai visto nessuno, non ho mai sentito nessuno. Quindi il discorso che faceva il sindaco, poi non so se dipende da comune a comune eccetera, però non è attuato in tutto il territorio. È una cosa molto che non è sentita da certi comuni, insomma, ecco. Trovo molto interessante quello che ha detto il sindaco, però bisognerebbe che a livello regionale si muovesse qualcosa di più, perché andiamo a parlare tanto di indipendenza, di questo e quello, però se poi non ci sono le basi per gestire certe situazioni è veramente è come gettare un sasso nell'acqua, insomma. Ecco. Senti Antonio, siccome a me non piace sparare nel mucchio, tu hai detto una cosa pesante, non posso dire quello che mi hanno fatto all'ospedale. A cosa ti riferisci? Perché bisogna anche essere chiari, perché sono messaggi davanti alle telecamere che devono essere chiariti. Prego, prego. Mi riferisco al fatto che c'è stata anche un'emergenza, tutto quello che si vuole, però all'interno dell'ospedale a volte il bisogno del paziente, io parlo personalmente, non veniva ascoltato perché gli infermieri non avevano tempo, perché i medici non c'erano, quando passavano un'occhiata 2 minuti non ti davano una risposta. Sinceramente ho capito, ti sei sentito un po' solo, isolato, diciamo, con la patologia. Grazie Antonio, perché è giusto anche chiarire, perché bisogna, non si può dire perché sennò viene fuori un disastro. Ora sentiamo come risponde anche Andrea Gregori a questa persona, prego. Diciamo che il tema dei rapporti umani all'interno delle strutture un po' ci stanno mettendo in alcune condizioni in cui il rapporto umano con l'utente è l'ultimo degli aspetti, mentre per una professione come la nostra, ma anche quella del medico, il rapporto umano col paziente dovrebbe essere al primo posto. Le modalità organizzative in cui ci stanno mettendo questo rapporto umano sta scivolando lentamente fuori dagli ospedali sostanzialmente, ma in più di qualche volta, e non è una giustificazione, perché non mi piacciono mai le giustificazioni, è un sistema che ti spreme finché il rapporto umano con il tuo paziente sia veramente l'ultimo degli aspetti di cui tu ti debba occupare. Questo è il processo di aziendalizzazione delle aziende sanitarie, è un processo che ha reso l'ospedale con una dinamica della fabbrica. Allora, il sindaco Cristiano Mosole è trasalito quando ha sentito la differenza tra gli stipendi che abbiamo in Italia e gli stipendi che ci sono in altri paesi. Come commenta? Prego Gregori. Allora, è un'analisi che va sempre contestualizzata al costo della vita degli altri paesi. Voglio dire, di tutti i dati che avete mostrato, secondo me la più realistica è il confronto con la Francia. Il confronto con la Francia è quello che ritengo più realistico e già lì comunque abbiamo un gap di 10-12 mila euro l'anno e voglio dire non è una piccola differenza. Certo che allora se vogliamo parlare delle retribuzioni del pubblico impiego in generale
perché adesso, visto che abbiamo anche il sindaco, penso che lui sappia benissimo quali sono le retribuzioni del pubblico impiego. Dico che in un territorio ricco come il nostro, che dà moltissime opportunità ai giovani e ai professionisti, il pubblico impiego è l'ultima spiaggia, nel senso che trovi veramente chi per professionalità ti paga molto meglio. E quindi se noi vogliamo mantenere alto il livello, almeno in questi territori, dell'accesso alle professioni del pubblico impiego, è chiaro che va rivisitata tutta quella che è la parte economica, come dicevano i colleghi della CISL, ed è quello che dicevo anch'io, tra un po' professionisti per i progetti non ce ne saranno più. Sentiamo come commenta il sindaco Cristiano Mosole. Sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo che chiaramente è balzato all'occhio quegli oltre 80.000 euro del Lussemburgo, ma vanno giustamente parametrati a quello che è anche la vita lì. Anch'io poi alla fine mi ero soffermato sulla differenza con la Francia, che è il paese con cui ci possiamo confrontare, e poi ho esteso il ragionamento perché le difficoltà di cui parlavo prima, certamente c'è bisogno di formazione, ma c'è bisogno anche di stimolare le persone a guardare con attenzione al pubblico, all'incarico pubblico, perché abbiamo parlato in questo momento del servizio sanitario, ma anche noi mano a mano ci stiamo svuotando e rischiamo nel giro di qualche anno che la carta d'identità non ci sia il personale, l'ufficio tecnico, uno vuole costruirsi una casa o ammodernarla, non ci sia chi va ad analizzare progetti e poi concedi i permessi e via discorrendo, perché uno dei problemi è questo, cioè per un incarico tecnico avere stipendi attorno ai 1.200-1.300 euro non regge il confronto con il privato assolutamente. Però sindaco, io penso che, e lo dico quasi tutte le mattine, che chi ci governa, chi ci amministra, no lo Stato, e lo Stato siamo noi, io sono stanca di sentire lo Stato, no, lo Stato siamo noi, il governo e gli amministratori sono un'altra cosa. Dobbiamo finirla di pagare i parassiti, dobbiamo finirla di pagare tutti quei burocrati che sono una marea e che non sappiamo ancora se veramente servono tutti quanti, e lasciare in ultimo nel fanalino di coda chi veramente lavora, chi veramente fa funzionare il paese, che è l'operaio, che è l'artigiano, che è il commerciante, che è il piccolo industriale. Questi non sono parassiti, questi non vivono nei ministeri. Avete sentito che Giorgetti ha tagliato anche alcuni ministeri, perché si è accorto che forse qualcosa non andava. Allora, finché non capiremo di aiutare questo Paese a crescere come è stato fatto in passato e dare voce e supportare quelle categorie che veramente lavorano, che producono, che fanno girare l'economia, perché sono loro, non sono le multinazionali che fanno girare l'economia, noi faremo come gli Inca, non ci saremo più. Perché mangeranno senza produrre niente. E là il problema che forse la politica non riesce a capire. Devi produrre per essere ai primi posti, o sbaglio, sindaco? No, è giustissimo. C'è un sindaco che ha il problema del territorio è pagato meno del consigliere regionale, che non abbiamo ancora capito veramente. Lei sorride, anche per carità, tutti le commissioni, tutti che lavorano, per carità, ma stiamo parlando di 7-8 mila euro, 9, non ho ben capito, è lordo sempre il netto quello che, ma sono cifre da capogiro rispetto al pensionato che ha lavorato una vita, all'artigiano, all'infermiere, all'osso, che si fanno un mazzo così con un lavoro terribile. Assolutamente. Ma siete voi che dovete battere i pugni, cioè siete voi che avete fatto squadra dei sindaci, dovete farvi sentire, perché voi siete eletti dai cittadini. Non siete eletti dalla politica, sono i cittadini che vi hanno votato e i cittadini sono dalla vostra parte, perciò dovete essere forti e farvi ascoltare. O sbaglio, Gregory, cosa vuoi dire? Ma voglio dire, non mettiamo in croce il sindaco. No, lui rappresenta, dai, rappresenta. Penso che lui con i suoi 8.000 abitanti sta facendo la sua parte. Ecco, diciamo che ci servono molte persone
in politica che facciano tutti la loro piccola parte. Questo ci serve. Se più saliamo di livello, meno sono interessati a fare la loro piccola parte, è chiaro che come un sindaco resta solo, non sente la vicinanza di quelli che sono, come dire, gli organismi superiori con i quali potrebbe confrontarsi, potrebbe avere un dibattito e una costruzione di idee insieme, ma mi sembra che i livelli della politica siano sempre più staccati uno dall'altro, nel senso che dal piccolo comune al grande comune, dal grande comune alla regione, dalla regione allo Stato, ognuno naviga per conto suo. Grazie Andrea Gregori, veramente per aver parlato molto schietto, ma soprattutto per dare questo messaggio, che è questo che io voglio, Gregori, al sindaco presente, ma ne ho tutte le mattine sindaci, perciò siccome sono anche in tanti, non sono pochi, ricordate che non sono pochi, se fanno una grande squadra, guardate che veramente possono far paura. È là l'importanza dell'unione, dell'aggregazione, della socializzazione anche tra di voi. Lasciamo perdere il colore politico. Guardiamo la realtà di cosa ha bisogno il paese, che tutti i sindaci quando vengono a Sveglia Veneti, e non solo, ma penso nella mia trasmissione più che altro, sentono i problemi reali delle persone e si confrontano. Sono andato a Sveglia Veneti, ho sentito questo, cosa si può fare? Possiamo unirci, fare qualcosa, non c'è la struttura a Treviso, a Padova, andiamo a vedere a Verona se c'è un posto, possiamo dare, perché la povera signora non è che per forza deve rimanere là, le vuole mettere il marito in una struttura decorosa, decente, respirare a 90 anni, 89, come dice lei, aspettate che moriamo tutti e due? Dobbiamo arrivare a questo, come dice qualcuno, non vedono l'ora che moriamo tutti i diversamente giovani, no, perché sono dei scrigni preziosi. Grazie Andrea Gregori. Sindaco, come ci saluta? Alla prossima conferenza dei sindaci. Ma sicuramente, ma anche alle precedenti, sono tutti argomenti, anzi ne approfitto anche per quel che vale, per dare il mio supporto morale, in particolare alla signora di 90 anni, anche alla signora che è in lista d'attesa da 13 mesi. In questo momento questo riesco a fare. È chiaro che dopo noi ragioniamo come sindaci. Ma ci siete nel pezzo? Siamo sul pezzo e arriviamo fino a un certo punto, dopodiché... Va bene così. Intanto l'importante è che dite a quelli che vi stanno ascoltando, vi possono assicurare che sono tantissimi, che ci siete sul pezzo e parlerete di queste cose. Grazie anche a Cristiano Mosore, sindaco di Breda di Piave, primo mandato, perciò sindaco, buongiorno e andiamo in pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Tognolo. Buongiorno Zabotti, grazie. Buongiorno. Abbiamo collegato da Padova Roberto Boschetto, presidente Confartigianato Imprese. Buongiorno Boschetto, grazie. Buongiorno a lei e a tutti. Io ho iniziato questa trasmissione a settembre sempre con gli artigiani, perché io penso, Boschetto, ecco, che siate il cuore pulsante specialmente di questo territorio, di questa economia che andava molto bene, specialmente nel ricco ex nord-est, dove l'artigiano veramente era un fiore all'occhiello. Però cosa è successo? Hanno pensato bene di quasi azzerarli. Quell'artigiano che non si è sentito supportato, che non era all'altezza della situazione perché era una persona che lavorava anche 24 ore su 24, non poteva permettersi di diventare burocrate. Mi piaceva a Boschetto quando dicevano devi investire nella tua impresa, ma io ho investito, ma non basta, devo essere supportato. Mi fate investire e non abbiamo ancora la banda larga? Cioè, capite di cosa sto parlando? Mi fate investire e poi non sono supportato per farvi capire che da solo non ce la faccio, che ho bisogno di un team per fare questo. E sono le associazioni di categoria che finalmente, mi sembra Boschetto, la nuova leva, le nuove leve, compreso lei, abbiano una visione diversa, che hanno capito l'importanza del supportare queste imprese, questi piccoli artigiani, medi artigiani, ma che hanno fatto grande il nostro paese.
che tutti hanno copiato, perché non sanno fare quello che fa il nostro artigiano, sanno solo copiare, ma noi ce l'abbiamo nel DNA ed è un valore aggiunto che gli altri non hanno. E sto parlando in generale o sbaglio, Boschetto? Prego. No, assolutamente vero. È cambiato il mondo, io vengo per cambio generazionale, quindi da mio padre a me è cambiato proprio giorno e notte. L'associazione Confartigianato è la prima associazione a livello nazionale, ma soprattutto Regione Veneto per numero di iscritti, e la nostra voglia è quella appunto di aiutare e aiutarci, quindi aiutare gli artigiani e rappresentarli, perché come diceva lei, in effetti rispetto a mio padre e quindi alla generazione precedente, noi abbiamo la difficoltà a essere imprenditori, piccoli imprenditori, perché la burocrazia prima fra tutti è quella che ci porta via tempo e soprattutto costi e quindi difficoltà a volte anche per essere competitivi. Quindi questo è uno dei primi fattori. Dopodiché è vero che il mondo e la tecnologia sono aumentate, ma così è altrettanto vero che noi come associazione stiamo aiutando le nuove generazioni a fare confidenza e a crescere, e crescere vuol dire imparare a quello che è il futuro e quindi a convivere con le nuove tecnologie, ad utilizzarle affinché i nostri prodotti che nascono dalle mani, io dico sempre dal cuore e dalla testa, assieme alla tecnologia diventino ancora maggiormente un prodotto che è un prodotto veneto, perché devo dire la verità che a livello Italia il Veneto rappresenta il maggior numero di imprese artigiane e quindi è un po' l'ombelico del mondo, lasciatemi passare queste parole. Perfetto Boschetto, è vero Boschetto, ha fatto bene a dirlo, ma perché bisogna parlare, anche iniziare a parlare chiaro alle persone che ascoltano, ha fatto benissimo. Abbiamo Luigi da Padova, vai Luigi, ciao. Dottoressa Bondi, buongiorno anche agli ospiti. Io avevo un argomento che era legato alla parte precedente. Non si preoccupi, vai Luigi. Va tutto bene perché tutto si lega. E allora io volevo dire una cosa, stamattina ho fatto un salto sulla sedia perché ho letto una notizia che riguarda i morti da Covid, soprattutto nella prima fase. La risposta, io continuo a dire, non uso il termine scienziati, io li definisco scemenziati, dove la scemenza lascia il posto a tante fantasie che anche una persona mediocre come me vede che c'è una stortura, che c'è una bestemmia in tutte queste cose. È uno studio che hanno fatto e hanno scomodato addirittura, per giustificare quei morti, il gene del Neanderthal. Guardi che è una cosa che Sì, l'ho sentito anch'io, l'ho sentito. È pazzesco, è pazzesca una cosa del genere. Per non dire le cose chiare, lei molto fa ha usato la parola chiarezza, per non dire le cose chiare scomodano una cosa che è lontana da noi, che si fa fatica anche a crederlo, no? Il gene predisposto, sono predisposti perché hanno il gene del Neanderthal. Ma lei, siamo a questi livelli. Ecco, poi gli sforzi degli artigiani, di gente che io ammiro in un modo forte, no? Viene messo in secondo piano rispetto a queste cose che sono assurde. Sembra di essere immersi nell'horror, in una cosa del genere, perché non ha senso, non hanno nemmeno i piedi per terra, ma questi qui pensano di essere degli uccelli, pur non avendo le ali, che stiano attenti perché il giorno che cadono si fanno male. Buona giornata. Abbiamo sentito le riflessioni di Luigi, allora sentiamo anche come commenta Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Beato Toniolo. Sì, io volevo salutare il Presidente Boschetto e
anche per la mia esperienza istituzionale al Consiglio regionale del Veneto, devo dire che le interlocuzioni, la conoscenza che ho anche nell'ambiente in particolare trevigiano, sottolineo un aspetto, degli artigiani, dell'artigianato, del mondo in particolare dell'artigianato veneto, come dire, esprimono tante parole, tanti elogi, sul piano proprio della loro presenza, della loro capacità, della loro abilità, dell'essere, come ha detto il Presidente, un po' ombelico, cioè punto di riferimento sia numerico che qualitativo, cioè come dire, sono un'espressione del primato veneto dal punto di vista dell'ambiente e della produzione economica in Italia. Detto questo, questo patrimonio è un patrimonio non solo economico e sociale, ma è un patrimonio morale, familiare, come dire, è un di più della nostra comunità, cioè l'incontro che voi realizzate ogni giorno tra la dimensione cosiddetta lavorativa pratica, ma io sottolineo quell'arte che c'è sotto in quel nome là, è come dire che oggi dovremmo fare appello tutti insieme. Mi fa piacere che anche la Confartigianato a più riprese abbia detto cose importanti sui numeri, sui rischi, sulle potenzialità comunque, sull'alleanza che serve in questo paese qua, tra la sana politica, ma soprattutto fare in modo che la dimensione dell'artigianato non sia a parole ammirata, promossa, esaltata, ma sia nella concretezza dei fatti. La prima vicenda che lei giustamente dice: non possiamo fare artigianato ed essere strangolati dalla burocrazia. Questo è il tema. Voi siete un mondo a parte, speciale, che mette insieme una competenza, un'abilità, posso dire una genialità, che purtroppo per tanti anni dal punto di vista anche formativo, abbiamo visto le scuole, no? Tendenzialmente quelle per le giovani generazioni legate alle abilità, alle competenze e alla professionalità, come dire, di serie B rispetto, no? Certamente ad altre scuole, ma che oggi vanno invece completamente rivalutate e rimesse in una dimensione proprio formativa, attenta poi all'ingresso del mondo del lavoro e favorire questo vostro, come dire, rinnovamento dal punto di vista generazionale. Quindi sottolineo un aspetto, un'alleanza sana, cioè il Veneto da questo punto di vista, proprio perché ha le caratteristiche più importanti ed è motore ed è locomotiva in Italia dal punto di vista dell'artigianato, può diventare, credo, mi auguro, ma è veramente l'appello che noi possiamo fare assieme, che questa alleanza vi favorisca, ma non bisogna più aspettare, perché ci sono alcune figure professionali, come avete messo in evidenza, che sono a rischio, stanno scomparendo, e questo vuol dire un venir meno del senso della qualità della vita della nostra comunità. Quindi, prego Boschetto, come commenta, prego. Sì, ringrazio il direttore perché veramente ha colto un altro aspetto molto importante del nostro mondo. La piccola e media impresa rappresenta nel Veneto il 95%, quindi un numero, come abbiamo già detto, enorme. Ma l'altro aspetto, oltre a essere piccole aziende, abbiamo anche un aspetto morale, umano, etico, se posso dire, che è fondamentale. È fondamentale perché nel nostro piccolo i nostri collaboratori fanno parte della famiglia. Non è che ci sia un distacco come nell'industria o nelle grandi realtà, e questo fa sì che anche sia i lati e gli aspetti positivi che anche negativi vengano a confronto nelle nostre aziende e siano di supporto reciproco, e questo io penso che sia una realtà nostra veneta che ci caratterizza moltissimo, oltre a essere artigiani. Per cui grazie dei passaggi che ha detto il direttore. Altra cosa, il nostro mondo e quindi noi stessi ci poniamo dopo a confronto con quello che invece è la politica, e quindi io ho sentito prima, seguivo le parole anche del sindaco che rappresenta il territorio e quindi anche gli aspetti della politica. Io penso che abbiamo bisogno ormai di una politica sana e di una politica rappresentativa. Quindi giustamente, e ci tengo a sottolineare quello che lei diceva, di un'alleanza, che i sindaci rappresentano il nostro territorio e dovrebbero essere loro, io lo dico spesso da anni,
e dico, cari sindaci, che dopo un certo punto ho molta confidenza, dovreste voi andare a Roma, perché conoscete il territorio, conoscete noi e sapete le esigenze vere, noi di imprenditori, dei nostri collaboratori, delle nostre famiglie, di tutto. Ecco, io spero e mi auguro che immediatamente, perché serve immediatamente, che si torni ad avere una politica a realtà di territorio, perché ne abbiamo veramente bisogno. Allora, io volevo rispondere anche a Luigi da Padova in merito a quello che ha sentito ieri, che ha spiegato molto bene di questo gene che se ce l'hai, ecco, è più facile che ti ammali di Covid. Guarda Luigi, la scienza e la ricerca non è un punto di vista, è scienza e ricerca. O ci credi o non ci credi. Quello che io volevo dire è che da pochissimo si riesce a sapere che hanno studiato il DNA. Tu non hai idea cosa si riuscirà a sapere grazie alla conoscenza sempre più approfondita del DNA. Quante risposte può dare che non si avevano? Adesso staremo a vedere, sentiremo, però scienza e ricerca e tecnologia messe assieme sono dei giganti che noi non abbiamo neanche idea dove possono arrivare. Basta sentir parlare e veramente a bocca aperta cosa riescono a fare con l'intelligenza artificiale. Tu pensa che stanno studiando un cuore artificiale. Cioè tu pensa ricerca, scienza, tecnologia. So anch'io che poi la prima notizia che arriva dice ma cosa devo dire? Questo qua, ma di cosa stanno cercando? Stanno cercando di dare delle risposte che non sono mai arrivate grazie a questo studio del DNA. Detto questo, ognuno può pensare, credere, libero, siamo in un paese libero, siamo in un paese democratico, a ognuno la propria scelta. Ma io per tornare dal presidente Boschetto volevo fare una riflessione con lei. Allora, si parla di questi numeri che mancano nell'agricoltura, ieri abbiamo sentito solo nell'agricoltura 100.000 addetti ai lavori, solo nell'agricoltura. Non proseguiamo, sino dei numeri pazzeschi. Abbiamo tantissime persone e sta passando il messaggio Boschetto che i giovani non sanno fare niente perché non hanno manualità e non riescono a dare dei risultati nel mondo del lavoro. Queste persone che arrivano non sanno fare assolutamente niente, dove li metti a lavorare? Io ieri ho letto un'intervista ai ragazzi, ai studenti, alle ragazze e ragazzi in generale, quali hanno detto vogliamo una scuola diversa, vogliamo un dopo scuola, non ci basta più le ore del mattino della didattica, vogliamo qualcos'altro, vogliamo fare manualità, avere manualità. Vogliamo chiedere anche a queste persone ammassate in queste stanze, in questi cortili come avete visto, chi sa fare qualcosa? Gliel'hanno chiesto forse, tu cosa sai fare? Perché noi cominciamo sempre a parlare di spacciatori, certo, ecco, di delinquenti. Io vado a vederli, Boschetto, io ho avuto il coraggio di andare dentro. E sa cosa mi hanno chiesto la prima volta? Fammi lavorare. Ho detto, cosa vuoi? Ho portato da mangiare perché ne hanno anche molto poco. E loro mi hanno detto, fammi lavorare. Ma cosa sai fare? Il falegname, uno mi ha detto. Come il falegname? Sì, sì, sono anche bravo. Allora, Boschetto, se passa in continuazione che non sanno fare niente, che vengono qua solo per delinquere, che dobbiamo aiutarli in casa loro, non so come, perché qualcuno dovrebbe spiegare, perché la parola è semplice, ma bisogna spiegare, noi finiremo come gli Inca, cioè scompariremo, perché la denatalità si fa sentire, non è che i giovani non si trovano, non ci sono. Non ci sono. Allora vogliamo capire che forse anche i diversamente giovani, che sono diventati alcuni tanto cattivi, cinici, non si sa perché, riescono forse a guardare una visione diversa, perché il mondo va avanti, cioè l'ho detto adesso, si sta studiando il DNA. Non è che studiamo il chicco dell'uva, cosa c'è dentro il chicco dell'uva, lo sappiamo già. Stiamo studiando una cosa, chissà dove ci porterà.
E il cervello non ha colore, il cuore non ha colore, le emozioni non hanno colore. Vogliamo capire che forse dobbiamo capire che dovremo andare a prendere queste persone, farle lavorare, i sindaci sono allo stremo, gli artigiani sono allo stremo, cioè manca lavoro dappertutto, ma non è avere la laurea per fare determinati lavori, è che non si vuole, perché il permesso di soggiorno dura un'eternità. E questo ragazzo a 18, io lo dico sempre, Boschetto, vorrei sentire poi il suo punto di vista, a 16 come li vedo, fino ai 30, hanno dei fisici eccezionali, con un'energia incredibile. Quanto possono resistere su questi 4 metri quadrati di cemento rinchiusi? Perché come escono da là c'è subito lo spacciatore che se lo prende, quelli che hanno coraggio di saltare quel muro e che dice vieni con me, vedrai com'è facile. Capisce che non può continuare così, che l'anziano non deve aver paura del diverso, che può uscire alle 17, ma dobbiamo dare sicurezza, dobbiamo investire, non ce la facciamo da soli. Prego Boschetto. Sì, Mirella, se posso chiamarti così. Madonna. Madonna Santa, ieri che chiamo la Madonna, Vara. Prego Boschetto. Hai toccato un altro tasto dolente nostro, veneto, ma soprattutto delle imprese artigiane. È da tempo che manca personale, non c'è un cambio generazionale perché abbiamo pochi giovani, sono denatalità, quindi questo è un grave problema. Abbiamo avuto anni fa l'ingresso dei paesi dell'Est che ha contribuito a inserirsi e si sono inseriti molto bene nei nostri ambienti, nelle nostre aziende. Io devo dire la verità che tra i miei collaboratori ne ho metà di italiani, 5 di italiani e 5 invece che vengono dai paesi, anzi 3 dai paesi dell'Est e 2 dal Marocco. Questi sono paesi che hanno iniziato molto tempo fa. Qual è stato però e qual è il problema vero? Il problema è l'inserimento e la mediazione, perché per arrivare nelle nostre aziende devono imparare la lingua, perché altrimenti come facciamo a metterli assieme ai nostri che non riescono a capirsi? Primo fattore. Secondo fattore, devono imparare almeno un anno, ce ne vorrebbero almeno 3, ma mettiamo un anno, avere dei laboratori, qualcuno che gli spiega e che li inserisce nel mondo del lavoro. Io ho avuto modo di conoscere i salesiani per mia mentalità, cultura. Ecco, loro hanno delle scuole professionali che sono da invidiare e dove molti di questi ragazzi sono passati e vengono prenotati da imprese artigiane. C'è una scuola di salesiani a Este. Certo. Ecco, questi ragazzi vengono prenotati, cioè ci rendiamo conto, prenotati per entrare nelle nostre aziende. Però finché non c'è questo passaggio è difficile, Mirella, che noi andiamo in un centro dove arrivano questi ragazzi e andiamo là e che gli diciamo tu sai cosa sei capace a fare. Calma, aspetta Boschetto, fermo. Prima dico questo e poi lo porto che non ci devono essere solo i salesiani. Abbiamo scuole di... No, ma ha capito Boschetto, ma abbiamo scuole di formazione. Se noi avessimo fatto questo anni fa, come ha detto lei, aprire la mente, capire che abbiamo bisogno di queste figure perché non le abbiamo e insegnando un po' di manualità ce le abbiamo, ma ti insegno a migliorare, a capire cos'è un laboratorio, a capire cos'è quella macchina. Non ci ritroveremo perché avremmo avuto i vari passaggi. E noi avremo gli artigiani che hanno il personale, avremo gli agricoltori che hanno il personale, avremo una serie di figure che adesso mancano. Invece qua si parla, non possiamo fare niente. Perché? Perché non li posso andare a prendere, perché non hanno il permesso di soggiorno, perché la burocrazia mi impedisce, perché la scuola di formazione non è stata fatta, ma ce li abbiamo. Basta andare qui vicino a Lancenigo, stabili, completamente deserti con attrezzature all'interno. Vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne, Boschetto, di questo? Nessuno dice? Lo devo dire io? Che abbiamo questi capannoni meravigliosi dove potrebbero ospitare una formazione incredibile? Perché non si fa, Boschetto? Perché non si vuole.
si vuole rimanere nel piccolo, nel campanile, in un territorio che ha bisogno di tutto, ci chiamano il bel paese, perché abbiamo di tutto e di più. Cosa manca? Cosa manca? La persona, il lavoratore. Quello manca e non riusciamo a capire che dobbiamo cambiare registro, prendere quello che c'è di buono all'interno di queste strutture, portarli a fare formazione, iniziare a inserire. Io penso che non serva, sai, io li ho visti, Boschetto, quelli bravi, quelli che possono lavorare, sono svegli, perché il sacrificio, la miseria, la fame li fa crescere, parlano 4 lingue, Boschetto, 4 lingue parlano, non una. Io ho detto, io avevo il presidente dei panificatori, vogliamo insegnare a fare il pane, vi mancano, andiamo a vederli, perché guardi che lo sanno fare, ve lo posso assicurare, lo sanno fare. Ha sentito più niente lei, Boschetto? Allora, o non si vuole, o c'è la politica che mette i paletti, perché deve rimanere così. E sa perché? Perché sotto a questi nomi, a queste creature, come li chiamo io, che vediamo tutti i giorni, c'è un business miliardario che è pazzesco e nessuno lo dice. Tutti stanno mangiando la torta sulla pelle di queste persone. Tutti stanno mangiando la torta. Giusy, poi sentiamo Beato Toniolo, sa che ci senta Beato Toniolo. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Mirella, io faccio lo stesso discorso quando vengono degli imprenditori. Ho detto che il bonus del reddito di cittadinanza dovrebbero darglielo agli imprenditori perché assumono dei ragazzi perché non sanno neanche cos'è un chiodo, di non tirar fuori i soldi di tasca loro, ha capito, questi imprenditori, di insegnarli a lavorare per 5-6 mesi, perché se stanno a casa non imparano niente e noi spendiamo soldi per il mantenimento. Volevo chiedere un vostro parere se sarebbe giusto dare i soldi a voi imprenditori che state insegnando il lavoro a questi ragazzi, siccome che voi chiedete specializzazione e specializzazione non ce n'è su questi ragazzi. Allora, con i soldi del bonus, invece di darlo ai ragazzi, che lo dessero a voi per insegnare 5-6 mesi il lavoro, perché non sanno niente, non sanno un chiodo cos'è. Mi dica il suo parere. Ho chiesto a tanti imprenditori e tanti mi darebbero ragione, ma ci vorrà una legge anche per questo e la burocrazia è lunga. Siamo sempre alle solite. Vi ringrazio. Ma io non sono mica dell'idea, Giusy, che non sanno neanche cos'è un chiodo. Qualcuno forse, ma non tutti. Forse lo sanno fare anche quel chiodo. Meglio anche di qualcun altro. Allora, Zabotti. Ha ragione Mirella quando dice che ci sono delle competenze che viaggiano addirittura le persone immigrate. Noi pensiamo, no, che siano persone che arrivano chissà da dove. E invece da questo punto di vista lo diceva credo l'assessore Venturini di Venezia, ha detto se sulla vicenda immigrati noi non siamo decisi a cambiare completamente il registro, cioè a superare la logica dell'emergenza per cui qua ci sono solo tende da mettere su, ci sono ospitalità emergenziali da mettere in campo, invece di preoccuparsi di cosa è la qualità della vita di queste persone. Cioè, come dire, il primo tema, giustamente, la lingua, l'inserimento e il lavoro. Questi processi qua però, visto che ci sono emergenze e ci sono richieste che arrivano dal mondo produttivo, vanno fatte con una tempistica molto veloce, investendo, visto che abbiamo necessità, e facendo in modo che davvero questa immigrazione controllata nei numeri, sicura dal punto di vista delle persone che possono arrivare, possa però diventare una risorsa per la comunità che li accolgono. Quindi vuol dire favorire quelle competenze e conoscenze che loro hanno. La logica vuol dire, emergenziale è, uno, che l'Italia non può farsi carico di tutti, primo dato. Secondo, che la logica emergenziale, giustamente, quella che poi favorisce qualcuno, no, negli interessi, non può essere costante, cioè il tema dell'immigrazione in Italia non può essere la vicenda degli sbarchi continui e dell'emergenza continua. Terzo, noi dobbiamo decidere che la vicenda del Mediterraneo è vicenda mondiale,
Cioè sul Mediterraneo si gioca con l'Africa e con le prospettive che ha la vicenda futura della mondialità. Ultima cosa, lo facevano i nostri missionari, non viene mai citata. Come dire, c'è il diritto anche, lo dice anche la dottrina sociale della Chiesa, visto che giustamente mi richiamava il buon Giuseppe Toniolo, c'è anche un diritto di non emigrare. Cioè, come dire, noi dovremmo mettere ormai in campo una possibilità di entrare lì. Ci sono 1000 svariatissimi progetti di tante associazioni di volontariato che fanno cooperazione lì, cioè insegnano, portano risorse, mettono in campo progetti che siano quelli dell'acqua, delle strutture sanitarie, dei servizi, della produzione. Quanto hanno fatto i nostri missionari in tanti anni evangelizzazione, ma soprattutto promozione umana. Li stanno facendo tantissime associazioni di volontariato, noi le premieremo, le abbiamo già premiate, ma le premieremo ancora come proprio Istituto Toniolo, perché dobbiamo far capire che c'è un mondo intelligente fatto di persone operose, sensibili e generose, che hanno deciso che sta vicenda qua va risolta anche favorendo al massimo, no, lo sviluppo di quei territori, che non siano più costretti a far emigrare i giovani e le popolazioni. Boschetto? Sì, ma innanzitutto condivido pienamente il ragionamento fatto dal direttore. In secondo luogo torno alla telefonata della signora. Io direi questo: non è che noi imprese vogliamo i soldi dallo Stato, a parte che non condivido il reddito di cittadinanza, premesso questo. A noi basterebbe che questi ragazzi, per un tempo che è da condividere con le parti sociali e via dicendo, io pago lo stipendio, però tutta l'altra parte di contributi venisse a carico dello Stato. A noi basterebbe questo, i famosi 1.000 euro per un apprendista e quindi un ragazzo che parte da zero e quindi deve imparare la realtà, perché dopo un conto andare a scuola e quindi le scuole professionali e via dicendo, un conto dopo il mondo del lavoro. Se vogliamo fare il mondo del lavoro come deve essere, che deve essere sotto l'aspetto della salute, della sicurezza e di imparare un mestiere, ecco, ci vuole tanto tempo. A noi basterebbe, piccoli imprenditori, artigiani, che noi paghiamo lo stipendio e che tutta l'altra parte che corrisponde che è uguale allo stipendio fosse pagata dallo Stato o da qualcuno. Questo permetterebbe una facilità, perché è ovvio che un ragazzo quando arriva da noi è un costo, perché deve imparare tutto, e quando lo affianchi a un altro collaboratore, dopo alla fine cosa mi dice un mio dipendente? Beh, Roberto, guarda che ora di sera ho fatto metà perché dovevo insegnare al ragazzo. Quindi io dico, bene, questo percorso è giusto farlo così. Non mi interessa anche se fa meno ora di sera, perché io ho bisogno di persone che imparino quel mestiere, però non è possibile che il mio dipendente, giovane o anche meno giovane, io dia 1.800, a volte anche 2.000 euro, va a casa una persona, uno specializzato. Ecco, non è possibile che a me costi il doppio. Allora, però lo dite da tanti anni, Boschetto, lo dite da tanti anni, perché non ascoltano, sentono ma non ascoltano, è là il problema, che siamo bloccati e fermi, non riescono ad ascoltare. L'ha detto anche prima Gregori, noi abbiamo dato delle idee, diamo dei suggerimenti, ma non ascoltano. Questo è il problema, che siamo così ingessati, perché abbiamo su certe persone, su certe poltrone, persone incompetenti. L'ha detto lei, abbiamo bisogno di una politica competente. Basta di paraculati, lo dico io, Boschetto, non l'ha detto lei, lo dico io. Basta, non ne possiamo più, perché questo paese in questa maniera, ed è un peccato mortale, perché abbiamo delle eccellenze meravigliose che tutti ci invidiano e l'hanno capito e ce li stanno portando via. Dobbiamo alzare la voce. Boschetto, dobbiamo alzare la voce. Andiamo, abbiamo Mirko da Padova. Ciao Mirko. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Sempre la sua trasmissione e i suoi collaboratori. Grazie. E un grazie sempre ai suoi ospiti.
Io quello che mi domando però, signora Mirella, è verissimo, perché io quando ho iniziato ho fatto l'apprendistato, una volta c'era l'apprendistato, si imparava, si arrivava a una professione vera e propria. Poi sono subentrati tutti i fattori che i figli devono andare a fare tutte scuole specializzanti, tipo licei, avvocati, ingegneri, cioè tutte scuole dove la manovalanza è sparita. Le scuole tecniche erano proprio ritenute. Adesso c'è questa richiesta improvvisa di queste scuole, di questi ragazzi che siano tecnici, che siano preparati a usare macchinari di altissimo livello, cioè, e in Italia ci troviamo più a Padova più avvocati di tutta la Francia, le faccio un esempio. Abbiamo più avvocati di tutta la Francia, Cioè, noi abbiamo un mondo di avvocati, un mondo di commercialisti, che addirittura in Giappone ti sconsigliano di andare dal commercialista, il sistema della finanza giapponese ti sconsiglia il commercialista. Abbiamo tutte queste situazioni dove che un imprenditore o chi vuole lavorare si trova solo burocrazia, tasse e tutto quello che è importante del lavoro diventa quasi un secondo piano, perché assumere una persona è un problema, perché ha anche dei costi folli, lo diceva adesso il signore Perecoso, e questo è tutto e quell'altro. E poi senti lo Stato che impegna miliardi per finanziare una guerra che noi non c'entriamo niente, però li trovano, quello che resto perplesso è che trovano i miliardi dalla sera alla mattina, signora Mirella, è quello che io rimango esterrefatto. Abbiamo questa povera gente che parte con queste barche che rischiano, che potremmo tranquillamente andarli a prendere con lo yacht da 500 milioni con quello che spendiamo di questa guerra, che non riesco a capire perché va avanti una guerra che non ha senso questa guerra, non ci capisco niente di questa guerra, inutile mi vengono a raccontare. Là c'è da investire, che ci sono qualcuno di grosso, tipo i produttori di armi, che dovranno svuotare dei magazzini o quello che è, e fanno la guerra in Ucraina e domani la faranno dove vogliono. Ma quello che resto perplesso è che gli stati trovano i miliardi dalla sera alla mattina, poi quando si tratta di sanità, di lavoro, di aiutare le aziende, tutto quanto, non si trovano. Io mi perdoni, signora Mirella, io sono ancora amareggiato di aziende come l'Aprilia che di 15 giorni fa ha fatto un primo e secondo posto ai mondiali battendo case come Honda, Yamaha e altre aziende cinesi che stanno venendo avanti. Una piccola azienda, non siamo riusciti a salvare un'azienda come l'Aprilia invidiata da tutto il mondo. Ma io mi chiedo, anche i nostri politici veneti, nazionali, potrebbero lavorare dietro montagne di gente. Adesso è nata la Fantic, questa azienda che sta crescendo, che nessuno parla e cresce. E abbiamo questo Veneto che bisogna dare potenza, possibilità di crescita più forte. No, devono andare in banca questi imprenditori a supplicare i banchieri che gli diano 5-6 milioni per portare avanti imprese che danno lavoro, che danno reddito, che fanno PIL, signora Mirella. Abbiamo il signore, quello con la camicia bianca, mi sfugge il nome, Presidente Moschetto, ecco, Confartigianato. Guardi, io non so quante bave alla bocca deve fare per aiutare gli artigiani, perché poi alla fine sono queste aziende che sono artigianali per quante siano, e io rimango amareggiato vedere, io parlo del Veneto, ma possiamo parlare di tutta Italia, le officine Stanga, facevamo cose meravigliose, le hanno fatte sparire, Presidente, è qui che bisogna batterci. Trovare di nuovo, avere potenzialità per i nostri imprenditori. Se un imprenditore rischia e va male, bisogna aiutarlo, non abbandonarlo, dare in mano all'azienda, allo Stato che la distrugge. Ecco, questo che voglio dire, questi miliardi che buttano quando vogliono, dove non servono e servono solo per uccidere persone, li buttano sulle aziende dove fanno lavorare bianchi, neri, rossi, gialli e tutti quanti. Buon giorno e signora Mirella, sempre complimenti per la sua meravigliosa trasmissione. Grazie caro Mirko, grazie, mi ha fatto piacere sentirti. Iniziamo col direttore Zabotti, ecco, come commentiamo? Allora, non per alimentare questo dato della polemica, però quando io sento a tanti TG della sera quante dichiarazioni che vengono fatte sul fatto che noi dobbiamo favorire le famiglie e le imprese.
le famiglie e le imprese. Questo è il dato che passa regolarmente nelle dichiarazioni degli esponenti politici. Famiglie e imprese. Allora abbiamo la situazione delle famiglie che sappiamo dal punto di vista generazionale, del deserto demografico, delle difficoltà che hanno le famiglie rispetto, no, proprio alla gestione, alla vita, a tante ovviamente insicurezze dal punto di vista proprio dell'educazione dei figli, della qualità della loro vita, da un lato. Dall'altro lato quello che diceva giustamente il signor Mirko, io sono costretto a sottoscrivere tutto quello che diceva sul fatto che manca la cultura vera di promozione delle imprese in questo paese. Cioè, come dire, gli imprenditori sono degli eroi in questa fase qua, purtroppo, lo diciamo da tanti anni, che sono legati a un dato di concorrenza spietata dal punto di vista soprattutto internazionale, e al tempo stesso c'è uno Stato che li come dire, mortifica, perché li come dire, grava di impegni, di oneri, di situazioni, di burocrazia che rende questa vita impossibile. Questo è l'elemento di fondo, quindi è veramente un cambio completo di mentalità rispetto al fatto che anche questo paese, che aveva un made in Italy, lo aveva, ecco, per determinate produzioni, purtroppo oggi le vede trasferite all'estero e acquisite da altri soggetti, e in Italia invece, che noi giustamente, come richiamava Mirella, lo diciamo spesso da questa parte qua, il tema del primato della bellezza, no? Del genio, del buon gusto, dello stile, dovrebbe essere questa la prima cosa attorno a cui tutta la dimensione formativa, prodotti, impresa, asseculturismo, cultura, prioritario in questo paese, che ha il privilegio di avere il 70% del patrimonio culturale mondiale. Su questa cosa qua la scommessa non c'è mai stata, cioè, come dire, la cultura, la bellezza e l'imprenditorialità legato a tutto questo è, come dire, è sempre qualcosa che viene dopo come cornice. La sostanza invece potrebbe essere esattamente questa. Boschetto, prego. Sì, condivido anch'io il ragionamento che faceva il signor Mirko, e d'altra parte è da anni che parliamo sempre delle solite cose, ossia le esigenze, perché abbiamo tre difficoltà: burocrazia, l'aspetto fiscale e giudiziario. Questi sono tre temi che da anni se ne parla, e da anni non si è fatto ancora niente. Io penso che se si iniziasse a lavorare su questi tre temi, si aiuterebbe molto il Paese Italia e soprattutto le imprese. Poi c'è un altro aspetto, tornando sempre all'intervento del signor Mirko. Nel mondo dell'artigianato non è fatto solamente del saper fare manuale. Abbiamo molte piccole aziende artigianali dove le macchine a controllo numerico sono essenziali, e quindi ci sono bisogno di capacità anche di personale che abbia questa attitudine, questa voglia e questa capacità. Per cui è talmente vasto il nostro mondo, dove i giovani di adesso e anche chi sta per arrivare, che può trovare il suo futuro. Non solo, ma io ricordo che soprattutto tempo fa, quando questi tre temi che dicevo prima erano più lievi, a casa mia, nella mia bottega, come la chiamiamo noi, tanti nostri dipendenti, dopo che lavoravano da noi 10-15 anni, si aprivano la propria azienda. Quindi il nostro lavoro non è come l'industria, le conti 1, 2, 3, 4, 5 sono le industrie che abbiamo grosse, che più delle volte, come si diceva prima, vanno all'estero, e quindi perdiamo tutto quel know-how e quelle realtà. Ecco, le nostre piccole aziende si possono moltiplicare, quindi c'è la possibilità per molti giovani o chi ha voglia di diventare piccolo imprenditore. Quindi insomma, le capacità, cioè favorire la libertà dell'intrapresa, la libertà dell'impresa. E vorrei dire qualcosa in più, riconoscere anche dal punto di vista anche modulare, vorrei dire, della formazione, che se ci sono giovani, io penso anche all'esperienza degli artisti, degli straordinari geni di questo paese qua, che hanno queste caratteristiche geniali dal punto di vista anche delle tecnologie, bisogna favorire il loro, come dire, la loro
iniziativa e la loro presenza, come dire, imprenditoriale seria, cioè devono essere messi nella condizione perché questa famosa innovazione che viene portata anche dai nostri nativi digitali, perché alla fine dentro il panorama della tecnologia loro ci sono, sia favorito, quindi un sistema dell'istruzione che non sia bloccato e rigido, ma favorisca la genialità e l'ingresso di queste nuove figure. Sapete che io sono il diavolo, perfetto. Parlare male è peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Bene? Allora noi abbiamo, cioè noi e neanche lo Stato, i governi in generale hanno soffocato quelle realtà produttive, innovative, che sono anche gli artigiani, che sono gli operai, che sono i commercianti, i piccoli industriali, e hanno fatto entrare a man bassa le multinazionali che non pagavano niente, soffocando con la fiscalità, con le tasse, con tutto, quelle realtà che facevano volare il paese. Perché? Perché qualcuno, pochi, si sono arricchiti. Tanto è vero che la grande economia, la grande finanza è in mano a 10 realtà. Ascoltate bene quello che dice Mirella. Ogni tanto la ciambella mi esce col buco, spesso anche. Allora io vi dico che non è che loro non sapessero, i grandi politici italiani che ne abbiamo avuto, i statisti, solo che erano più intelligenti, perché ci lasciavano un po' di ciccia, un pochino. Crescendo, queste multinazionali non ci hanno lasciato neppure le ossa, perché finanziavano quelle realtà che le hanno fatte diventare ancora più ricche, ancora più forti, e sono le multinazionali che hanno azzerato completamente quello che era il know-how nostro, la creatività, la moda, gusto, la moda. stile. Ma quale Francia? Ma quale Francia? Qua i prodotti del territorio, ma qua i francesi, qua, tutto qua. Eppure sono riusciti a fare questo. Perché, Boschetto? Perché l'artigiano lavorava 24 ore su 24, l'operaio lavorava e loro sapevano il silenzio, perché siamo così, mi novò combatta, ma perché abbiamo sempre lavorato e abbiamo delegato fidandoci. Non della buona politica, della cattiva politica, che ha capito, basta vedere cosa è successo con le banche, basta vedere, ci chiamavano il parco buoi, arriva il parco buoi, erano quelli che finanziavano. Per questo siamo ridotti così, Boschetto, questo è il mio punto di vista, però siamo ancora vivi, saremo anche in pochi, ma ci siamo e alla fine vedremo chi vincerà la guerra, perché qualcuno sparirà, anche se spera, no? Mi sarà in eterno, sparirà qualcuno. La legge della natura. La legge della natura, cioè purtroppo pace all'anima sua, oppure anche un cambiamento generazionale, perché ho fiducia nei giovani, io ci credo nei giovani. Bisogna investire, però bisogna dare il gioco che gli intriga, la scuola che gli intriga, questo vogliono. Boschetto? Sì, hai ragione Mirella, guarda, di sicuro comunque io e tutti i miei colleghi che portiamo avanti l'associazione siamo tenaci e con una grande voglia di combattere, perché ormai fare impresa vuol dire anche combattere, purtroppo. Cosa vuoi? Io mi auguro sempre che ci sia, perché dopo alla fine bisogna essere sinceri, tutte le nostre buone intenzioni e quindi tutti i nostri dibattiti e via dicendo, se dopo non vengono tradotti da una sana e corretta politica e quindi rappresentanti eletti da noi cittadini, questo purtroppo dopo si finisce. Boschetto, e qua lo sbaglio, Boschetto, perché succede questo? Perché anche voi, non lei, parlo in generale, tutti, quando vediamo un senatore o un onorevole ci mettiamo a 90 gradi, sua eminenza,
Sua Eminenza, guai disturbarlo. Questo senatore, che vuol dire servo del popolo, ok? Con questo maledetto telefonino spento, perché ricordate quello di Sera Mirella, è vero, è spento, non è in contatto con nessuno, ma siccome rispondere è difficile, e allora non si fanno ascoltare, non si fanno sentire, sono sempre no. Quando lo vedete fermato, dice: giovane, vieni qua, visto che sei stato eletto anche col mio voto e visto che ti pago, dammi la risposta. Cosa fai? Sciopero e vai là, non ti fanno neanche entrare, vai a Roma, fai un viaggio delle volte, questi poveri cristi, operai tutti, gente ammalata, ascoltate, non gli fanno neanche un rappresentante su questi saloni, pensa. Ma stiamo scherzando? Dobbiamo alzare la voce, Boschetto. Sono pagati da noi questi, non sono là per opera dello Spirito Santo che stanno facendo volontariato. Dobbiamo anche smetterla. Io ho un banco solidale, Boschetto, da 13 anni dentro la provincia. Se ho visto 2 politici, sono tanti. Però sa cosa fanno? C'è il banco solidale, quando fanno i convegni, che non sono mai invitate, non ci andrò mai. C'è il banco solidale qui in provincia. Neanche un panettone arriva, Boschetto, neanche un panettone non arriva, ma bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio, le pari opportunità che dovrebbero insegnare, come che ha detto lei. Questi ragazzi non sanno l'italiano, perfetto, quelli che lo sanno, che sono all'interno di questi agglomerati di carne umana, io li chiamo così, te lo insegnano, perché sa quanti sanno anche l'italiano? Noi al Banco Solidale facciamo questo. Insegniamo, io ti do la borsa alimentare, ma tu devi imparare l'italiano. A fine mese tu devi sapere salutare e chiedere di quello che hai bisogno, se no non ti do la borsa. Perché i miei volontari non sanno né l'inglese né il tedesco, sanno l'italiano e il dialetto, perciò tu a questo banco devi imparare anche l'italiano in maniera che loro possano capirti. Lo imparano, perché la borsa è importante per loro. E in pochissimo tempo. Allora capisci che se ci mettessimo tutti assieme, se non fossimo divisi, quante risposte potremmo dare anche in breve tempo? Zabotti. Grazie. Allora, cultura dei doveri, non solo dei diritti. Lo dicevano qualcuno, se questo paese non riacquisterà finalmente la cultura dei doveri, anche rispetto proprio alle cose importanti e essenziali, perché non c'è il diritto al lavoro, ma c'è il dovere al lavoro. Lo diceva anche Toniolo, cioè come dire, tu devi partecipare alla costruzione della società, della comunità. Primo dato. Secondo, quando giustamente Boschetto ha detto, il Presidente, eletti dai cittadini, il tema di fondo per quanto riguarda i partiti nazionali, il Parlamento e anche di conseguenza il governo è che noi ci troviamo ormai con una legge elettorale da tanti anni in cui noi cosa facciamo? Possiamo solo mettere la croce su simboli di partito in cui i futuri deputati, i futuri senatori sono scelti direttamente dai segretari dei partiti. Perché c'è un ordine di fidelizzazione. Una volta almeno tu, in base alle preferenze, potevi mandare a Roma qualcuno che era espressione diretta del territorio, espressione diretta degli interessi legittimi e anche del mondo, soprattutto del mondo del lavoro, del mondo del sociale, e potevi prendere quel deputato che magari un giorno diventava anche ministro e dire: caro mio, io ti ho votato e ti chiedo oggi, giustamente in maniera esigente, di corrispondere agli impegni che tu hai assunto in quell'occasione. Terza, ultima cosa, quando lei diceva giustamente noi con la nostra associazione ci facciamo vivi, e giustamente come diceva Mirella, il tempo è questo, cioè il tempo è sussidiario, cioè la realtà cambia se c'è una base sociale, imprenditoriale, economica, delle associazioni, delle istituzioni locali, delle amministrazioni, che fa sentire la propria voce, tiene il fiato sul collo di queste esperienze qua. E quindi fate bene, anche come associazione Confartigianato, l'ho detto all'inizio, a far presente, proprio dal punto di vista comunicativo, sul quale noi veneti per tanti anni, come dire, abbiamo sempre considerato che era importante lavorare e non comunicare. Invece le esperienze, le cose che servono, le iniziative importanti, le buone pratiche che si fanno, vanno comunicati, perché bisogna mettere in campo una sinergia nuova della società, fiato sul collo. La società che si mette
protagonista e dice le cose vanno cambiate e noi nel senso del bene comune, cioè nel senso dell'interesse generale, bene di tutti e di ciascuno. Questa è la grande novità, dobbiamo fare una grande alleanza sociale rispetto a questo. E loro lo sapevano che forse si poteva arrivare a questo, ma sono stati zitti pensando che tanto questi meno combatte, invece ci siamo e lo diciamo, ci siamo. Se avete tolto le preferenze ce le ridarete, perché vi metteremo in condizioni di ridarci la preferenza, che è la nostra arma. Vi staremo sul fiato, sul collo e riavremo la preferenza, cari politici, quelli che non no tutti, perché ne c'è anche dei bravi, cioè non posso sparare nel mucchio, perché ce ne sono anche di bravi, ma quelli che pensano di fare i furbi con noi, no, necca, come si dice una volta, necca, no, necca. Posso aggiungere? No, fermo Zabotti, se no non vi affasso proprio, ma mandare due locandine dei Zabotti, sino a povero il Mespara, non le ho neanche mandate, vediamo le locandine, vai con la regia Italo Morao, prego. Era proprio questo, cioè come a dire, anche noi abbiamo deciso in anni non sospetti di dire questo territorio ha un primato di bellezza, di cultura, di spiritualità, di arte sacra, di un patrimonio culturale e religioso di primo ordine. Abbiamo detto, signori, non vale la pena lamentarsi di quello e delle dissipazioni degli anni trascorsi. Mettiamo insieme un'esperienza nuova. È nato l'istituto. Cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo l'annuncio dell'ultimo concerto che si terrà della rassegna di 12 concerti che ci ha accompagnato dal 2 luglio fino a domenica 17 settembre, musica d'estate in arte e bellezza. Nell'ambito della Città Veneta della Cultura abbiamo promosso ogni domenica questi concerti con la piccola orchestra veneta, promossi appunto dall'Istituto Beato Tognolo, che hanno avuto un successo straordinario. Siamo oltre 2500 persone che hanno seguito questi concerti, una scommessa inedita, mai fatta finora. Abbiamo avuto questa grande possibilità di mettere in luce anche giovanissimi talenti, persone che amano la musica, la cultura, l'arte, l'hanno messa a disposizione di un pubblico che, nonostante una grande estate calda, sono stati con noi, hanno apprezzato, hanno gioito, ci hanno incoraggiato, e credo che questa, a proposito di società, sia una via nuova. Dal basso si mettono in campo i nuovi progetti. L'ultima telefonata, che proprio non ce la faccio, ma non posso non mandarla, è il nostro Gianfranco Valeri da Cessalto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Minella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Signora Minella, non potevo non telefonare, perché ha visto, io è anni che telefono a lei e tante trasmissioni che mi batto per questa legge elettorale che non saprei cosa. Ha scontentato tutto l'elettorato, il 50% rimane a casa, vede? Non va più nessuno a votare, sono un popolo di nominati e di assenteisti, poi se lei va a vedere lì non c'è nessuno, ha capito? Sono governi, guardi, sono governi fotocopia sia di sinistra sia di destra, e i capi, cominciando da Renzi, Salvini e la Meloni, hanno una dialettica spaventosa, promettono di tutto, anche le ultime votazioni. Se lei va a vedere un programma delle ultime votazioni, secondo me sono state truccate, perché non si può promettere allo sbaraglio e poi vede e la realtà è un'altra cosa. Invece la politica è una cosa seria, dobbiamo fare una legge elettorale come l'abbiamo fatta per i sindaci, primo, secondo turno, alla francese, chiamiamola come vogliamo, però dobbiamo dare preferenze e giustamente, come ha detto il Presidente qui, praticamente che noi dobbiamo parlare con loro. Mariella, io ho 73 anni, una volta venivano, si abbassavano, venivano a fare le riunioni sulle stalle, e poi ha capito, e quelli che hanno fatto grande l'Italia, il Veneto e tutto. Adesso invece non è proprio così. La ringrazio perché sa quanto ci tengo a cuore di questa legge elettorale. Buongiorno e grazie. Grazie Gianfranco Valeri. Allora, Presidente Boschetto, come ci saluta? Cosa vuole dirci? Una piccola sulla legge elettorale. Avete sfondato una porta aperta. Anche noi la chiediamo da tempo, e questa è un'altra, Mirella, cosa assurda. Le cose che si chiedono non vengono mai fatte. Io mi auguro che si torni veramente alla gente. Aveva ragione il telespettatore di prima, Valerio. Abbiamo bisogno di una politica che sappia rappresentare la gente e che sia presente con la gente. E per far questo c'è poco da fare. Zambotti lo ha detto bene.
ci vuole che la gente sia eletta dalle persone e sia conosciuta dalle persone, non può essere scelta dal segretario nazionale. Detto questo, sottolineato, perché ci tengo anch'io come voi due a questo tema che mi fa anche arrabbiare molto. A me piace quando si arrabbiano i miei ospiti, sa? Mi fa proprio arrabbiare molto. Ecco. Detto questo, io dico innanzitutto grazie di avermi invitato, è la prima volta che partecipo alla tua trasmissione e quindi questo è ulteriore modo per far conoscere quello che è il pensiero e le esigenze di noi artigiani, che siamo in tanti. Ci sarà qualche melamarcia, ma vi posso dire che siamo veramente della brava gente e che sanno ribuccarsi le maniche. Grazie. E quindi grazie a lei, grazie a Zambotti e grazie a tutti. Ma la inviterò ancora, non si preoccupi, Boschetto, la inviterò ancora. È disponibile per altre volte. Grazie, mi è stato veramente un piacere averla ospite, Boschetto. Grazie, io direi di andare a vedere anche il volantino Cammini di Libertà, poi salutiamo il nostro Marco Zabotti. Allora, vediamo questo volantino, prego Zabotti. Sì, è un'esperienza, credo, assolutamente importante. Si parlava prima, no? Della dimensione dell'interculturalità, dell'accoglienza, della conoscenza, che è il primo elemento, no? Per far sì che una società possa valorizzare, mettere in campo no? Iniziative, crescere insieme, avere un'armonia, avere una capacità di promuovere tutti e ciascuno, fare in modo che insomma nell'anno 2023 e negli anni che ormai segnano, no? Un'evoluzione dal punto di vista dei diritti, ci sia un'attenzione nuova a far sì che queste esperienze dei diritti umani e soprattutto della condizione femminile in Afghanistan, cosa vuol dire oggi il ritorno dei talebani, no? Le donne come elemento straordinario di cultura, di innovazione, che guarda caso sono tornate a un'antica purtroppo vicenda di sottomissione e di mancato accesso alla scuola, no? Che è l'elemento distintivo. Allora su questo la promozione totale, quindi sono prigionieri in una gabbia le donne. Assolutamente, quindi mi associo al Presidente Boschetto, grazie, e credo che anche oggi nella condivisione che abbiamo fatto anche proprio su alcuni temi, su alcuni valori e su alcune prospettive ci sia l'esigenza che questa società civile si risvegli, si metta in campo, si trovi nuove vie di comunicazione. Grazie anche a Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Tognolo, grazie, pubblicità. E vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, primo mandato centrodestra. Grazie sindaco di essere qui con noi. Abbiamo collegato da Lecce Maurizio Pasca, presidente nazionale Sindacato Italiano Locali da Ballo, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buongiorno, veramente grazie Presidente per aver accettato l'invito, perché è molto importante averla ospite questa mattina. Parleremo di giovani, di Movida, parleremo di discoteche, di musica, parleremo di tante cose. Allora io inizierei proprio dal sindaco Bortolato. Giovani, sono iniziate le scuole, cosa ci racconta? Mondo non della disabilità, che non mi piace questa parola, la odio, ma dell'inclusione. Con il GRIS lei ne sa qualcosa. Prego sindaco. Sì, abbiamo un mondo giovanile che sta cambiando, cambiano un po' le abitudini dei ragazzi. La cosa bella insomma è che nonostante il Covid non sono più rinchiusi in casa, vediamo una città, ad esempio la mia, vissuta da molti giovani, tante iniziative, e anche la sera fortunatamente insomma c'è un bel movimento, una movida come si suol dire, che deve comunque rimanere sempre nei limiti, insomma, con comportamenti insomma adeguati. Su questo abbiamo sempre presente la nostra polizia locale che monitora. Abbiamo durante il giorno anche degli educatori di strada che vanno insomma a verificare nei parchi, a intromettersi diciamo così con le compagnie di ragazzi per svolgere un lavoro insomma di prevenzione, di azioni che vediamo purtroppo ogni tanto succedere, come ragazzi che hanno comportamenti deviati.
tutti, ecco. Sta cambiando il mondo giovanile e purtroppo dietro manca sempre di più la famiglia, e questo è un po' il problema che vediamo, insomma. Ci perseguita tutti. Allora sentiamo anche cosa dice il presidente Pasca, che se ne intende, che sa di cosa parliamo, ecco, questi giovani, ma che hanno bisogno anche di divertirsi, però nella maniera corretta, nella maniera giusta, perché la musica è anche un'arte, ma non nascondiamo, e loro amano la musica e amano l'arte, bisogna però dargliela nella maniera giusta. Prego, Presidente. Innanzitutto sono d'accordo col sindaco di Mogliano Veneto che dietro ai ragazzi ci debba essere la famiglia, e ritengo invece che manca assolutamente, ma come manca anche l'educazione della scuola ai ragazzi. Le discoteche, i locali da ballo negli ultimi anni sono frequentate maggiormente da minorenni, l'età media sono 14, 15, 16 anni. E certamente avere a che fare con ragazzi non è semplice. Ecco. I problemi ci sono sempre dietro l'angolo, e gestirli per noi imprenditori è molto 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 difficile, ecco, perché si muovono in branchi, a volte esplodono in delle violenze assurde, non comprensibili, e ripeto, da parte nostra c'è sempre tanta attenzione, ecco. Non è, Presidente, che forse manca qualcosa di importante, che sono delle leggi certe e severe per chi sgarra? Questi ragazzi devono capire. Prima di tutto io voglio lanciare un messaggio che sono pochi rispetto a quelli che si comportano bene. Certo che fanno audience, certo che sono visibili, grazie anche ai social, dico io, però non sono tanti, Presidente. Il problema è che fate fatica a isolarli perché siete con le spalle al muro. La legge non vi protegge, le sanzioni non vi proteggono, però dobbiamo parlarne perché non può passare il messaggio che questi giovani hanno in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, i rappresentanti degli anziani soprattutto, che sono delle persone meravigliose, che hanno il terrore ormai di uscire alle 5 di sera, che all'interno delle discoteche o fuori possono fare quello che vogliono. Non può passare questo messaggio, Presidente. Noi dobbiamo fermare questo messaggio tutti assieme, facendo squadra come sto facendo io il 30 di settembre e il 1° di ottobre all'ippodromo di Sant'Artemio, con 20 comuni, 20 sindaci, il CONI, il CIP, l'ULSS, per dare un messaggio forte e dire a questi ragazzi, ma non a loro, alle famiglie: guardate che così non gira. Non si può continuare così, voi dovete cambiare registro, dovete fare i genitori autorevoli, non autoritari. Dobbiamo lanciare dei messaggi tutti assieme e non divisi. Cosa ne pensa, Sindaco? No, Mirella, hai assolutamente ragione su questo. Purtroppo i giovani, ormai uno già a 15-16 anni è quasi un adulto, e quindi purtroppo si sono anticipati i tempi, vediamo certi comportamenti deviati già in età giovane, insomma, quindi bisognerà anche capire appunto di modificare probabilmente le normative sulle regole per i minori. I minori sono sempre tutelati, però abbiamo dei sedicenni che praticamente commettono reati gravissimi e hanno comportamenti deviati, insomma, quasi da adulti, diciamo così. E proprio su questo abbiamo messo in piedi un progetto come Comune di Mogliano che si chiama Mediazione, che è partito proprio dalle scuole medie, perché già lì bisogna intervenire per raddrizzare certi ragazzi. Ecco. Abbiamo con degli operatori, degli educatori professionisti, insomma, messo in piedi questo progetto tramite anche l'utilizzo della giustizia riparativa e cercando di capire quelli che erano i ragazzi più a rischio, diciamo, per intercettarli, per dire loro: guarda, sei ancora in tempo per decidere cosa fare della tua vita e per capire quello che è bene e quello che è male.
Abbiamo messo in piedi con questi ragazzi dei laboratori proprio per insegnare loro anche una professione, perché c'è anche il problema appunto dell'abbandono scolastico in tenera età. Abbiamo notato che in tutti questi ragazzi mancava alle spalle la famiglia, il primo fattore, e la scuola non riesce completamente a sostituirsi, non ce la fa da sola. Con questo progetto insomma abbiamo fatto fare loro i panificatori, abbiamo insegnato loro il mestiere del pizzaiolo e insomma sono convinto che qualche ragazzo l'abbiamo salvato, permettetemi. È molto importante. Allora sentiamo, Presidente, com'è andata quest'estate, cosa ci racconta, questi comportamenti assurdi a volte come ha detto lei, ma che si possono frenare, perché è vero, Presidente, che si deve fare prevenzione, però dobbiamo fermare quelle persone che non stanno aspettando la prevenzione, anzi per loro è un'abitudine ad avere questo comportamento, e ripeto, guardate che sono pochi e riusciremo a farcela tutti assieme. Prego, Presidente. Ma guardi, innanzitutto a noi mancano, o meglio non ci sono dati gli strumenti per poter isolare quei ragazzi che noi riteniamo violenti, nel senso di non farli entrare nei nostri locali, perché spesso accade che noi non possiamo fare assolutamente selezione e dire a una persona no, non puoi entrare perché ti riteniamo una persona violenta, altrimenti questi chiamano le forze dell'ordine e lo fanno entrare tranquillamente. Oppure vengono i genitori e ci dicono ma perché non fate entrare il nostro figlio? Poi succede addirittura il paradosso, qualora dovesse succedere una rissa non all'interno ma all'esterno della discoteca, noi purtroppo siamo soggetti al famigerato articolo 100 del TURPS, che qualsiasi cosa avviene all'interno dei nostri locali, il questore può emettere l'articolo 100 del TURPS, cioè decretare la chiusura del locale da 1 a tot giorni. Ultimamente è successo a un mio collega di Savona. Nel suo locale è successo fuori il suo locale, a distanza di 100 metri, 150 metri, è successa una rissa tra ragazzi e questo si è visto chiudere il suo locale per 15 giorni. Il questore di Savona ha dato una chiusura di 15 giorni per una rissa che è successa al di fuori del suo locale, addirittura 100-150 metri, solo perché uscivano da quel locale. Ecco, ritengo che ci siano delle norme che vanno riviste. Per questo noi stiamo dialogando spesso con il Ministero degli Interni in modo da rivedere appunto le norme che riguardano il pubblico esercizio, in particolare quello dell'intrattenimento, di cui io ne sono il presidente. E, ripeto, non abbiamo purtroppo gli strumenti. Noi vogliamo che ci siano dati gli strumenti per poter isolare quelle persone che sono solitamente dediti a fare le risse, in modo appunto da non farli entrare più all'interno dei nostri locali. Abbiamo Giuseppe da Verona in linea, prego Giuseppe. Allora, volevo proseguire quel discorso dei cani e dei gatti che avevo sottolineato la volta ieri o l'altra volta. Comunque ho notato che quel penivendolo lì che parlava, che ha tutte quelle ospitalità dei cani, non ha accennato al fatto che io ho detto non prendete, non fatevi regalare cani, fatevi regalare il gatto, perché il gatto è casalingo, non sporca, non abbaia, non disturba. Non ne ha accennato assolutamente, ha fatto un giro di discorsi per i cani, favorendo i cani, evidentemente è interessato alla vendita dei cani quello lì. Quello che invece oggi volevo aggiungere al riguardo dei ragazzi è contro tutte le regole che io ho, ma che secondo me sono le uniche che possono fare qualche cosa. Quando prendono dei ragazzi che siano sotto l'età dai 18 anni o dai 18 anni, insomma sotto o sopra i 18 anni, invece di condannare i ragazzi devono mettere in galera i genitori. I genitori così imparano i ragazzi per primi a cosa significa avere i genitori in galera e che cosa significa i genitori andare in galera per colpa dei figli, perché non vengono
istruiti, non vengono educati. La causa di tutto sono i genitori. Grazie Giuseppe, molto chiaro, ho poco tempo, devo correre, grazie comunque, molto chiara la tua riflessione. Sindaco Bortolato, prego. Sì, ho capito bene, meglio i gatti dei cani, sì. Anche i cani vanno bene. Ci sono certi tipi di cane che io sostengo bisognerebbe avere una sorta di patentino per poterli avere e condurre. Abbiamo avuto anche a Mogliano dei problemi con alcuni proprietari di cani di grossa taglia che non erano ben tenuti, erano lasciati a se stessi e questo ha creato dei problemi in città. Che dire sul discorso della famiglia? Ha ragione il signore quando dice che bisogna in qualche modo agire sui genitori e qui mancano probabilmente degli strumenti, perché effettivamente mi accorgo che ci sono dei genitori che non fanno i genitori. Sì, però che già scusi, lei fa parte anche di un partito, cioè della politica, non so, centrodestra comunque, che adesso sono al governo. Giustamente il presidente Pasca diceva non abbiamo gli strumenti per combattere, dateci questi strumenti che anche noi possiamo aiutare, cioè la politica deve anche capire che ormai deve dare delle risposte, non può essere che un branco di ragazzi tengono in mano, come ho detto prima, sindaci, forze dell'ordine, persone, cittadini, non è possibile sindaco, bisogna intervenire subito su quelli che sbagliano. Però a fianco fare anche prevenzione, ma quelli che continuano a sbagliare bisogna fermarli, perché sennò passa un messaggio devastante. O sbaglio, Pasca? Prego. Sì, è giusto quello che lei sta dicendo. Noi stiamo vivendo una società sempre più multirazziale e multiviolenta e ce ne accorgiamo tutti i giorni nelle varie città e nelle varie località italiane. Ritornando a noi, sì, noi vorremmo che ci fossero dati quegli strumenti in modo da poter arginare efficacemente qualsiasi tipo di violenza avvenga all'interno dei nostri locali. Non dimentichiamo poi che molti artisti seguiti specialmente dai giovanissimi, tra l'altro mandano dei messaggi molto sbagliati. L'altro giorno dalle vostre parti, adesso non mi ricordo, Castelfranco. A Castelfranco Veneto ci doveva essere l'esibizione di un rapper chiamato Nick Savage, ma non è l'unico, ce ne stanno tanti come lui che nelle loro canzoni mandano dei messaggi che non ritengo assolutamente educativi, ecco, anzi sono diseducativi. Io faccio un plauso all'imprenditore di Castelfranco Veneto che ha interrotto quella serata. Ma ricordiamoci che questi artisti poi si sono seguiti su tutte le piattaforme streaming, radio o televisioni dai giovanissimi, eppure lasciano fare tranquillamente. Allora perché sono sorte tutte queste polemiche? Perché questo artista doveva esibirsi in questo locale di Castelfranco Veneto? Ecco. Sinceramente rimango molto perplesso. Ecco, tra l'altro c'è stata anche una ferma posizione da parte del sindaco di Castelfranco Veneto, ecco, affinché non si esibisse questo artista, però poi i ragazzi lo sentono su tutte le piattaforme streaming e io vedo mia figlia che ha 15 anni che dalla mattina alla sera attaccata, cioè con gli auricolari, ad ascoltare questa musica che sinceramente non apprezzo. Ecco, lo sta dicendo il presidente Pasca, che è presidente appunto del sindacato italiano locali da ballo, che ha capito che stanno passando dei messaggi devastanti. Se li fermiamo a un certo punto, però loro hanno altre vie di accesso e continuano ad ascoltare questa musica con questi messaggi che a dir poco di uno squallore unico, ma si lascia fare. E questo, vede, presidente Pasca, che qua la politica deve dare un messaggio forte, deve intervenire, che non possiamo sempre permettere tutto e di più, che questi possono fare, dire quello che vogliono, perché tanto sono giovani, perché tanto sono minorenni, perché siamo in un paese libero. Non
non può passare questo messaggio, perché questi che sono pochi, sono più furbi che santi e sanno che tanto la sanzione non arriverà, che tanto loro a casa avranno la rivincita perché hanno loro il coltello dalla parte del manico. Questi sono ragazzi che picchiano i genitori, i nonni per andare a prendersi la droga, per avere le scarpe firmate, la maglia firmata, nel silenzio totale di chi dovrebbe intervenire, che è il socio-sanitario sociale. Dobbiamo veramente capire che dobbiamo isolarli. Sindaco. Sì, l'arte insomma deve avere un limite, l'espressione artistica a un certo punto deve avere dei limiti che abbondantemente secondo me sono stati superati da questa musica trap, e specialmente perché è ascoltata dai giovanissimi, quindi io non dico di reintrodurre una censura, ma però qualcosa bisognerà assolutamente fare perché sta avendo effetti importanti insomma sui giovanissimi, sui giovani. Influencer, sindaco, la politica che premia, che coinvolge gli influencer che sono diventati milionari facendo delle cose che io non so, guardate, non so neanche come spiegare. Allora questo vuol dire supportare questo mondo. Sì. Questi ragazzi non possono crescere avendo tutto firmato, essere perfetti, belli, intoccabili. Non può funzionare, sindaco, dovete fermarli. Prego. I riferimenti per tanti ragazzi sono diventati dei riferimenti sbagliati, ahimè. Sembra facile poi arrivare a fare l'influencer quando invece sono pochissimi quelli che arrivano là, però tutte le ragazzine vogliono arrivare là, vogliono fare l'influencer con poi conseguenze devastanti, insomma. Ecco, mi riaggancio a quello che diceva il Presidente. Basta. Anche noi come sindaci chiediamo strumenti, fra poco ci saranno gli stati generali di ANCI Veneto e uno dei temi che tratteremo sarà proprio questo, quello di chiedere insomma al governo di avere delle armi per agire anche, prima si parlavano risse fuori dai locali, ma ahimè avvengono sempre più spesso nelle nostre piazze, nelle piazze centrali, insomma alla luce del sole, e come sindaci facciamo fatica a fermare questo. Sì, ok, prevenire, ma poi devi avere anche lo strumento per bloccare. Soldi ne abbiamo sempre meno, quindi agenti ne abbiamo sempre meno. Io ho fatto i salti mortali per istituire il terzo turno, quello serale, per avere per almeno metà della settimana gli agenti fuori la sera, e non è semplice, quindi uno dei temi che tratteremo proprio qui a breve con tutti i sindaci del Veneto sarà questo, e la richiesta nei confronti del governo insomma sarà forte per avere delle armi non spuntate come abbiamo oggi. Abbiamo Galliano da Vicenza. Ciao Galliano. Buongiorno signora. Prego Galliano. Io parlo per il discorso dei ragazzi che vanno anche in discoteca, roba così. Vedi certi che, diciamo, genitori portano le ragazze alla discoteca vestite bene, con i jeans e cosa come, e quando i genitori vanno via loro si cambiano con minegonne, con questo, quello, quell'altro. E questo non è giusto, capito? Anche i genitori devono seguire queste cose qua, devono controllare. Anche dopo vedi il ragazzino da 15-16 anni che si mette a fumare per strada, che va in cerca di droga di qua di là. Ma questo è colpa dei genitori, questo qua. Sì, hai detto bene. Hai detto bene Galliano, ti ringrazio anche tu della riflessione e del supporto che stai dando sia al Presidente Pasca, al Sindaco di Mogliano Bortolato, proprio in merito che la famiglia, i genitori devono fare la loro parte e dobbiamo invertire la rotta. Allora andiamo a vedere questo video antidroga dello stupro in discoteca e poi lo commentiamo col Presidente Pasca. Questo è un braccialetto antidroga dello stupro. Come funziona? Si infila il braccialetto come un normale braccialetto e poi qui c'è il copri per il drink, per il quale c'è lo spazio solamente per la cannuccia. È un attimo il bicchiere in mano, un momento di disattenzione e qualcuno che fa scivolare la droga dello stupro nella bevanda. Molte le denunce arrivate all'associazione Protection for Kids di giovani vittime di violenza. Così Anna Chiara Sarto, presidente della ONG, che compie diverse missioni umanitarie in giro per il mondo, ha deciso di promuovere una campagna proprio in uno dei luoghi simboli del divertimento, ma anche maggiormente a rischio. La giovane e le componenti della sua squadra
squadra hanno bussato alla porta della discoteca Playa di Castelfranco, distribuendo i gadget copribicchiere per evitare la droga nei cocktail. Un copribicchiere attaccato ad un braccialetto, si indossa al polso e ha un pezzo di stoffa che serve per coprire il bicchiere con un buco solo per la cannuccia, fondamentale per evitare che qualcuno possa approfittare del caos, della musica e della disattenzione, una serata voluta dai titolari del locale. Si tratta della prima di una serie di iniziative di sensibilizzazione. Una tipica scena da discoteca, ok? Ciao, mi fai un gin tonic per favore? Grazie. Io parlo con la mia amica, lui mi sta drogando il drink. Combattiamo la violenza di genere, la violenza contro le donne. Allora, Presidente Pasca, come commentiamo questo video e questa iniziativa? Voce? Sentite? Sì, adesso sì, Presidente, prego. Ho detto qualsiasi iniziativa attua a salvaguardare la sicurezza dei giovani ben venga. Tra l'altro noi abbiamo sottoscritto parecchi protocolli con il Ministero degli Interni. L'ultimo appunto riguarda sicurezza vera e riguarda principalmente le donne. Però guardi, mi riesce difficile immaginare che il barman di una discoteca metta nel bicchiere di qualsiasi persona, che sia ragazza o ragazzo, delle pastiglie appunto. Ma non è il barman, sono gli amici o i giovani che vedono questo bicchiere magari appoggiato. No, anche perché, ripeto, cioè noi siamo soggetti all'articolo 100 del TURPS, sì. Ossia qualsiasi cosa accade all'interno dei nostri locali il questore può emettere tot giorni di chiusura, e quindi da parte nostra, imprenditori, c'è tanta accortezza finché non succeda nulla all'interno dei nostri locali. Però ripeto, ben vengano queste iniziative che servono poi a salvaguardare la sicurezza dei giovani, a cui ci teniamo tantissimo anche noi. Allora andiamo a vedere anche questo video, venerandi taxi, discoteche, poi sentiamo sia il sindaco Bortolato che Pasca cosa ne pensano. Prego. La vera essenza è quella di garantire uno strumento in più di sicurezza per chi ha appunto dei livelli non consentiti per mettersi alla guida. È partita lo scorso fine settimana in 6 discoteche italiane, tra cui il Muretto di Jesolo, la sperimentazione del Ministero dei Trasporti insieme al sindacato locali da ballo contro gli incidenti stradali. Taxi gratuiti per accompagnare a casa i ragazzi che hanno un tasso alcolico che non permette loro di mettersi alla guida. Ci sono comunque delle procedure, una di queste è quella di fare l'alcol test. Noi abbiamo i nostri dispositivi qui negli ingressi dei locali. Da quel risultato si valuta se è il caso di far accompagnare a casa la persona con il taxi. Il costo dei taxi, che coprono un raggio di 20-30 km, è a carico del Ministero e viene in una prima fase anticipato dalla discoteca. L'obiettivo è quello, una volta conclusa il 20 settembre la fase di sperimentazione, di estendere l'iniziativa anche agli altri locali da ballo, dove ci saranno degli accordi tra noi che abbiamo queste attività di pubblico spettacolo e appunto i taxisti o chi ha attività di noleggio. In questo modo potremo dare un servizio in più. Il servizio di taxi gratuito ha suscitato pareri favorevoli, ma anche molte perplessità. Qualcuno teme infatti possa essere letto dai ragazzi come una possibilità per loro di bere di più. Probabilità che per lo stesso Venerandi e per il sindaco di Spresiano, comune dove si trova una delle discoteche più conosciute della Marca, non va assolutamente presa in considerazione. Non è questo un invito a bere di più. Ben venga se è una sorta di monito per dire ragazzi guardate che se andate in discoteca non dovete bere, ma se bevete vi diamo una mano ad andare a casa. Non deve essere la regola, ecco. Allora, sentiamo cosa ne pensa il sindaco Bortolato.
Sì, sono iniziative volte insomma, a cambiare un po' le cose. Nel primo caso alla base deve esserci rispetto verso la donna, verso l'altro sesso e ahimè dalle notizie che leggiamo dove le violenze verso le donne sono in aumento, specialmente dopo il Covid, anche qui bisogna fare un lavoro importante a partire già con i ragazzi. Infatti nell'ultimo mese di novembre anche noi siamo stati nelle scuole proprio a parlare di questo rispetto, complice anche il fatto che con l'arrivo di altre culture il rispetto verso la donna non è sempre così scontato, quindi bisogna lavorare su questo e quindi ben venga questa iniziativa insomma per sensibilizzare e mettere questa copribicchiere antistupro. Nel secondo caso anche qui bisogna diffondere la cultura che se ti metti alla guida non devi aver bevuto e purtroppo in Italia siamo molto indietro rispetto ad altri stati europei. È assolutamente fondamentale che chi sta alla guida sia perfettamente lucido. In altri stati addirittura se ti metti alla guida devi avere un tasso zero di alcol. In Italia è concesso naturalmente un piccolo di avere un certo tasso, però non bisogna assolutamente superarlo perché uno magari dice beh ho bevuto qualcosa mi metto alla guida lo stesso, no, è micidiale. Su questo addirittura abbiamo anche comprato insieme con la nostra polizia locale degli strumenti, degli occhiali, andiamo nelle scuole a fare educazione stradale e facciamo indossare questi occhiali ai ragazzi per far capire quello che è la sensazione di uno che ha bevuto e quando sta alla guida, che è una sensazione completamente alterata sulle distanze, sui rischi della strada e questa cosa assolutamente abbiamo visto come gli incidenti anche mortali siano in aumento e tante volte dietro questi incidenti sta l'alcol, quindi benvengano se sono iniziative volte a un cambio di direzione, di cultura. Paolo Crepet, che non è l'ultimo, anzi è una delle autorità più ascoltate a livello anche come psichiatrico, ma soprattutto una persona che sa parlare ai giovani e soprattutto vuole parlare a famiglie, dice che questo è un messaggio devastante, perché vuol dire tu bevi che tanto poi ti porto a casa io e a spese del governo, e questo non va assolutamente bene, come diceva qualcuno, perché allora se passa questo messaggio tanto bevo e poi gratuitamente qualcuno mi porta a casa, dove veramente i servizi alle persone sono alti. Questo è quello che è stato detto. Prego, cosa vuole dire Pasca? Ma guardi, innanzitutto questa iniziativa è un progetto sperimentale che riguarda soltanto 6 discoteche. È un protocollo che ho sottoscritto personalmente io col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che serve, l'iniziativa è quella appunto di salvaguardare la sicurezza dei giovani, ossia quelle persone che eccedono nel bere quando trascorrono una serata in discoteca. Se non se la sentono di mettersi al volante, è a disposizione un servizio navetta, un taxi o qualsiasi altro mezzo per accompagnarlo a casa. E credo che questa iniziativa, ripeto, la ritengo utile, diversamente dalle critiche che sono state poste da una certa stampa e da determinati schieramenti politici. La settimana scorsa a Cagliari, in provincia di Cagliari, sono morti 4 ragazzi, 2 ragazzi e 2 ragazze, avevano trascorso la serata in un locale, erano le 4 del mattino, le 2 ragazze chiedevano un taxi, che non sono riusciti a trovarlo, quindi hanno chiesto un passaggio dai ragazzi, erano 6 in un'auto. Quest'auto ha avuto un incidente, 4 ragazzi sono morti, l'età compresa tra i 16 e i 20 anni. Se quella discoteca quella sera avesse messo a disposizione gratuitamente un servizio navetta, quei 4 ragazzi si sarebbero salvati. Mi fermo qui. Però, Presidente, qualcuno può obiettare, come è già stato fatto in questa trasmissione,
che questo costo del taxi potrebbe essere veramente messo all'inizio, all'entrata, quando pagano il biglietto, visto che hanno anche i soldi per pagarsi questi cocktail, tanto è vero che abbiamo sentito la Chiara che ha detto gin tonic. Ecco, loro nel biglietto che pagano di entrata è compreso anche questo servizio in caso che necessiti. Perché lo deve pagare il Ministero questo servizio? È questo che qualcuno si chiede, e non glielo possiamo far pagare invece a quei ragazzi che entrano, vogliono divertirsi e sanno che il divertimento ha anche un costo, perché se capita io bevo, però vabbè, pago questo. Cosa dice, Presidente? Perché non si può dire che non si può fare questa cosa. Allora, il Ministero ha messo a disposizione 60.000 euro per questo progetto sperimentale per le 6 discoteche che sono state che hanno aderito all'iniziativa, ossia 10.000 euro per discoteca, ma non riguarda soltanto il servizio navetta o taxi messo a disposizione gratuitamente, ma anche la promozione. Certamente è un carico che potrebbe farsene tranquillamente il ragazzo magari che va in discoteca, ma non è una questione di costi. Guarda, i costi potrebbero assumersi anche le discoteche, ma 60.000 euro, salvare una vita umana, ritengo appunto che sia, non è quello, ripeto, non è tanto il costo che il Ministero ha messo a disposizione, perché salvare una vita umana non ha cifra, ecco, secondo me. Ma forse anche li coinvolgiamo di più se li tocchiamo nelle proprie tasche, cioè li coinvolgiamo nel senso anche di capire l'importanza di questo servizio, ma devono anche iniziare a pagare questi ragazzi, perché ormai sta ammassando il messaggio che tanto io posso permettermi tutto, tanto qualcuno paga. Cosa dice lei, Sindaco, come sindaco, proprio che voi tutti bussano alla porta per dire aiutami Sindaco, aiutami? No, concordo col Presidente quando dice che la vita umana non ha prezzo. Comunque non deve diventare uno stimolo a bere. Bevo, mi sballo, tanto poi c'ho il taxi. Questo gratis. No, questo è un messaggio sbagliato. Si deve anche qui, secondo me, cambiare un po'. Ai miei tempi il bello era stare insieme, insomma, si beveva per divertirsi. Adesso l'obiettivo è sballare, bere per sballare, non per divertirsi. C'è anche qui una tendenza all'eccesso, insomma, che poi non diventa più divertimento, ma diventa qualcos'altro, in qualche occasione anche diventa tragedia. Da capire se questa cosa deve essere pagata dalle discoteche o dai singoli, insomma, l'importante, insomma, è far passare il messaggio che quando si guida si deve essere assolutamente sobri. E questo è il messaggio che deve passare. Ma voi siete sicuri che lo sballo avviene in discoteca? Prego, Presidente. Allora, in discoteca si arriva sempre più tardi perché si sono modificati notevolmente gli stili di vita. Un ragazzo prima che arrivi, o un adulto prima che arrivi in discoteca, saranno l'una e mezzo della notte. Arrivano in discoteca che hanno già belli bevuti perché hanno frequentato le varie movida che ci sono ai centri storici della città, dove offrono gli shortini a basso costo. In discoteca una consumazione costa minimo 10 euro. Quanti ragazzi possono farsi, più di una possono fare più di una consumazione? Invece nei centri storici delle varie città frequentati precedentemente, prima di entrare in discoteca, vendono appunto l'alcol a basso costo. È lì che avviene lo sballo, è lì che bisognerebbe fare più attenzione. Voi sapete che in Italia ci sono circa 3.000 locali da ballo e ce ne sono altrettanto completamente abusivi che sfuggono a ogni tipo di controllo. I sindaci in quel caso cosa fanno per controllare tutti gli abusivismi che ci sono nel settore? Cosa che noi segnaliamo quasi quotidianamente. Presidente, devo chiudere, purtroppo il discorso è lungo, ma la inviteremo ancora, se ha piacere di intervenire, si confronterà anche con i sindaci, con la politica, visto che li ospiti. Grazie a Maurizio Pasca, Presidente nazionale FIPE, Sindacato Italiano Locali da Ballo, grazie a Davide Bortolato, Sindaco di Mogliano Veneto, primo mandato centrodestra, grazie a voi, La Posta di Mirella.